Sì, ma 90 quando? Dicembre, diciamo fine 1990, Dicembre 90. Inizio 1993 o fine 92, insomma, ecco, quindi cos'è? 2 anni. E ci sono, 91-92. in 2 anni c'erano le pratiche, sono rimaste delle pratiche in corso? Che dice che, come funziona questa fondazione? Ma le fondazioni onestamente non le so dire come funzionano, ma questo è quello che mi disse Bisignani, ma io ritengo questo, che dal momento che ci fu un passaggio di consegne al vertice della banca, ecco, molto probabilmente il dottor Bisignani mi disse non è stata ratificata perché è meglio chiuderla. Ecco. De Bonis è andato via? Mi pare che sia andato via. Sì. Personalmente ho legato più a questa seconda eventualità che alla prima, però tanto per citare, per onore della verità, il dottor Bisignani mi dice non è stata ratificata e poi va via anche Monsignor De Ecco, questo fa tutto Bisignani. E in questa fondazione Cusani aveva la procura? Certo, Cusani, come ho dichiarato precedentemente, era procuratore per il semplice motivo che se mi fosse successo qualche cosa, dal momento che era a conoscenza del fatto che io ero costituita, poteva provvedere nei confronti di coloro che... E invece non ha mai utilizzato questa procura? Non credo, escludo per quello che ne sono a conoscenza io che l'abbia mai utilizzato. Senta, ma in questi 2 anni, questi 2 miliardi sono rimasti presso lo IORP? Certo. E lei diceva sono stati impiegati e gli interessi andavano a vantaggio della fondazione. Ecco, l'impiego di questo capitale a chi era affidato? A loro. Cioè voi non interferivate su queste... Mi sono presentato una mattina nel 90 e non mi sono neanche più presentato, quindi non ho mai dato cioè non è che abbia detto... Né lei né Cusani? Né io né Cusani. Assolutamente no, cioè non è che io dicessi, non so, magari investiamo in questo. Sì, assolutamente no, assolutamente no. Era lasciato alla libera discrezione. Il dottor Di Pietro ha usato il termine di salvadanaio, era un salvadanaio, mai stato rotto. Ah sì, per quanto riguarda i CCT abbiamo saputo da Bisignani che venivano consegnati in pacchi allo IOR e sulla base di certe istruzioni. Lei sa come erano fatte queste istruzioni? Assolutamente no. Lei non ha mai compilato una... Assolutamente no. Non sa se nel pacco c'era l'indicazione? Assolutamente no. Non sa nulla? Assolutamente no. Neanche mai visto un pacco. No, solo 2 minuti perché vogliamo vedere se fare delle domande su quello che è venuto fuori dalla difesa, se sono rilevanti. Solo 1 minuto. Non mi muovo di qui. Noi siamo qua. Allora, non avete sentito Campanella? No. Allora, scusate, volevamo chiedere queste precisazioni. Per quanto riguarda i CCT Bonifaci, dalle indagini della Finanza è risultato che un importo di 820 milioni sono stati ritirati da lei. Cosa ci dice su questo importo? No, è sempre riconducibile a quanto già dichiarato, non mi ricordo se l'ho già fatto al dibattimento, ma faceva parte sempre, come ho spiegato al dottor Di Pietro, dello stesso pacchetto ricevuto dal dottor Gardini nel novembre del 90, e cioè i 2 miliardi sono stati dati in quel periodo e non erano 2 miliardi, ma erano 2 miliardi più quello, come ho sempre dichiarato. Quali 2 miliardi? I 2 miliardi della fondazione sono stati una contribuzione datami dal dottor Gardini. Non ce l'aveva detto, comunque noi non ricordavamo. Cioè, di cui una parte era stata versata nella fondazione e una parte è rimasto in mano mia. Dichiarati. Ma quindi lei dice che Gardini l'avrebbe dato questi CCT? Certo. Io non sapevo poi che erano provenienti. Bonifaci. Sì, ma me l'avete detto voi che erano provenienti. No, scusi, non lei, sì. Ma me l'ha detto la Guardia di Finanza che erano provenienti dei CCT di Bonifaci. Perché stiamo parlando dei 2 miliardi CCT per la fondazione? Esatto, sì. Esatto. Già lo diamo per Pacifico noi. Esatto. Lo davate per Pacifico che l'avete detto voi.
No, non l'abbiamo scoperto non oggi. 2 miliardi e 820, sarebbero 2 miliardi in tutto che sono stati messi nella fondazione. 2 miliardi più i CGT. Sì, ma i 2 miliardi in contanti? Io questo non lo so perché non ho fatto materialmente l'operazione. Sì. Cioè, il pubblico ministero mi ha chiesto, Sì. diciamo nel luglio, non mi ricordo, lei ha mai avuto contribuzioni dal dottor Gardini? Risposta, sì. In occasione del 1990, sì. Quant'era l'importo? 2 miliardi e rotti. Come li ha impiegati? Risposta, una parte li ho avuti io, una parte li ho versati nella fondazione. E nella fondazione cosa ha versato? 2 miliardi. I 2 miliardi. Beh, li ha dati in contanti o in CCT questi? Non me lo ricordo onestamente. Non se lo ricordo. Non me lo ricordo. Ma qui a noi risultano monetizzati da lui, quindi... Quali? Di cosa parliamo? Se no Questi veniamo- 820 milioni. 820 milioni sono 820 milioni che risultano monetizzati direttamente da Sama. È questo che sto dicendo. Quindi se poi li ha messi nella fondazione... No, allora, ma non li ho messi nella fondazione. Ah, quelli si è tenuti per lei? Sì, certo. Vabbè, ho capito. Poi ha preso 2 miliardi che ha messo nella fondazione. Quei 2 miliardi a lei gliel'ha dati Gardini? Certo. Gliel'ha dati in contanti o in CCT? Non me lo ricordo. Anche perché onestamente, Sì, non gli avendo Gardini fatto sono- io l'operazione, non l'ho fatta l'operazione perché sono stati consegnati, io non mi ricordo se erano o nell'uno o nell'altra versione, se era parti in denaro e parti in Anche CGT. quelle di quei 2 miliardi. Sì. Certo, Si ricorda di che periodo esattamente era? fine 90. Forse- Guardi, fine 90 può essere inizio 91, fine 90 è certamente il momento in cui si attiva questo meccanismo della fondazione. Comunque lei non glieli dà Cusani, glieli dà Gardini. Come? A lei glieli dà Gardini, non glieli dà Cusani. Certo. Ne è al corrente Cusani? Certo. Ne Penso di è al sì. corrente che... Penso di sì. Mi interessa capire se faceva... Scusi se mi intrometto in modo da far risultare qui, nei miei atti risulta, ma non risulta nel verbale. Interessa capire se della provvista, questi 2 miliardi facevano parte della provvista Bonifaci. Dottor Di Pietro, come le ho spiegato? Lo so che mi ha spiegato. Sì, ma certo, ex post, la risposta è banale, quindi dovrei dire sì, e quindi dico sì. Ma dal momento che immagino che lei me lo chieda all'epoca, le dico, il dottor Cusani molto probabilmente era informato di questa vicenda, penso, Dovrebbe essere quello che gli ha dato i soldi a Gardini. e molto, per questo motivo, questo potrebbe essere un motivo, e l'altro che... qual è la seconda domanda? E basta, credo. Mi pare di averle risposto. Avveniva tutto in quest'epoca? Cioè questi Sì, sempre 2 fine miliardi? 90, prima 91. Va bene. Senta, poi un'altra domanda invece sulle politiche del 92. Lei ha detto che in parte ha distribuito lei per contanti dei contributi. Veda se può essere preciso, perché abbiamo alcune discordanze. Per esempio, per il miliardo, lei ha parlato di 1,5 miliardi dato personalmente a Cittaristi. Certo. A noi Cittaristi ha parlato di 1 miliardo. Anche a me, scusi, in occasione di un confronto che ho fatto. Lei li aveva contati questi 1,5 miliardi? Io non li ho contati, ma mi sono stati dati per 1,5 miliardi. Ah, quindi non li ha contati neanche lei? No, ma non li ha contati neanche Cittaristi. Sì, lo Gli so, hanno ma detto qualcuno 1 li aveva miliardo. ben contati. E a lei chi ha detto che era 1,5 miliardi? Il dottor Cusani che me li ha dati. Quindi Cusani ha detto Almeno 1,5 miliardi. questo è nel mio ricordo. Cioè. E il... Lo so. Boreatti e Cusani sono persone al di sopra di ogni sospetto, ma 500 milioni ci manca. Il contrasto tra questo punto è tra Boreati e Cusani, visto che gli altri allora forse la stessa cosa è per Vizzini, che Stessa cosa. c'è 200 milioni e 100 milioni. La stessa cosa mi pare per Sterpa, Per Pellegrino, per Pellegrino. sono 70, dice che sono 30. No, 100 e sono 70. A me sembra Poi- Pillitteri non sappiamo perché non ha risposto. E lei conferma i 100 milioni? Io confermo i miei ricordi, aggiungo questo, mi posso sbagliare, perché per carità, chi è che mi sbaglio tutti i giorni, ma la maggior parte come importi quadrano, quindi sono portato a confermare quanto già dichiarato. Va bene.
E anche questo. Basta. Adesso un'ultima domanda, però qui le pregherei di essere un po' più preciso per il problema della defiscalizzazione. Siccome lei dice che il problema a lei non era conosciuto, lei è venuto a saperne soltanto nel 93, quindi diciamo a distanza di 3 anni. Certo. Allora, è venuto a saperlo prima da Berlini e certo, in presenza di Cusani che non ha negato, e poi Cusani gli avrebbe precisato meglio come stavano le cose. Certo. Allora, siccome quando Berlini viene a parlato vi avrà anche detto le scadenze, cioè quando ha messo a disposizione la provvista, cioè a noi ha parlato di questi 13 versamenti, alcuni appunto nel 90. La prima domanda è: in quell'occasione Berlini vi aveva fatto questo dettaglio? No, parlò di due contribuzioni, erogazioni di denaro per il tramite di Cusani su ordine del dottor Gardini, e fece riferimento specificatamente al 1987 e al 1989, sì, senza spiegare le... ha detto nell'89 quanto era la contribuzione? Quantificò la cifra, tant'è che Cusani, non ricordo esattamente, tant'è che Cusani, non la ricordo anche perché per la verità in quel momento mi interessavano più altri argomenti, ma mi ricordo che Cusani fece 2 obiezioni. La prima sul contenuto, diciamo, della contribuzione dell'87, e la seconda l'importo. Disse: mi pare che fosse inferiore, ma chiuse lì perché Berlini si impegnò con Cusani. Senta, ma siccome dell'87 non ci stiamo occupando, vediamo queste qui dell'89. A noi Berlini ha parlato di un versamento di 10 miliardi 255 milioni. In quell'occasione ha parlato di questa cifra? E quali obiezioni ha fatto Cusani? Io non mi ricordo se la cifra era di 10 miliardi o 250 milioni. Mi ricordo che disse una cifra perché la disse anche nell'87, quindi la disse anche nell'89. Sì. Mi ricordo che sull'89 disse: secondo me è di meno, ma non so se erano 10 Cusani miliardi. Ha detto secondo me è di meno. Esatto. 10 miliardi. Poi, adesso non se la ricordo. Comunque su questa cifra Cusani aveva qualche perplessità sull'importo. Sì. Allora, poi lei ha detto che è andato in viaggio con Cusani e ha cercato di avere delle precisazioni. Abbiamo commentato le varie allora, per quanto riguarda queste, quali sono stati i commenti? Perché qui ci siamo focalizzati su versamento al Partito Comunista. Quali erano i versamenti? I commenti sono stati riguardo al 1989 e al 1989. Sì. Riguardo al 1989 che i commenti, ripeto più o meno quello che le ho detto, cioè che erano stati contribuzioni pagate alla DC, al Partito Socialista e al Partito Comunista. Quindi si è parlato di questi 3 partiti. Sì, si è anche detto in che percentuale questa somma, oppure si sono fatte somme? Assolutamente no. Quindi Cusani non gli ha detto? Assolutamente no. E come mai si è focalizzata l'attenzione su questo miliardo? Su questo gli hanno parlato? O successivamente? Successivamente abbiamo avuto... Allora, faccia per favore con calma, perché siccome sono suoi ricordi del tempo, ci dice che esattamente... Allora, in quell'occasione si è parlato genericamente di pagamenti a questi 3 partiti, certo, d'accordo? Certo. Ecco, poi cosa è successo? Sono passati degli anni oppure ne avete riparlato poco tempo dopo? Presidente, stiamo parlando di avvenimenti... Siamo nel maggio del 93. Maggio-giugno 1993. Sì. Allora, quindi sono pochissimi mesi. Perfetto. Quindi questo argomento in quell'occasione era importante, soprattutto sotto il profilo della curiosità, perché nel momento in cui Cusani dice che è stato pagato anche il Partito Comunista, le chiedo scusa, ma cosa le posso dire? Divento curioso, perché DC e Partito Socialista potevo immaginarlo, Partito Comunista, e poi avevo già motivo per. Partito Comunista mi fece un certo effetto, quindi commentammo questo discorso. Sì. Tant'è che lo commentai anche con il dottor Gardini, dal momento che, vede, con il dottor Gardini, nei mesi che hanno preceduto il 23 di luglio, data
tragica, c'è stato una sorta di tentativo, se dire o non dire o cosa non dire, e ognuno ovviamente si abbottonava la giacca a difesa dell'uno dell'altro. Quindi la Gardini ha già detto che non ha potuto ottenere nessuna spiegazione. La conferma però, scusi Presidente, sì. Il dottor Gardini mi confermò che in epoca della defiscalizzazione erano state pagate certe somme, compreso il Partito Comunista. Questa conferma l'ha avuta. Certo. Invece sulla quantificazione del miliardo, questo l'ha saputo dopo ancora? No, ma più o meno in quel frangente, il viaggio, adesso il mio ricordo non può essere... Sì, ma a questo punto ci dica da Cusani. Da Cusani, certo, da Cusani. E allora Cusani gli ha parlato di questo miliardo, di questo viaggio, eccetera. La domanda è... Posso spiegarle anche il motivo, se vuole, di questa... Il discorso è stato anche sviluppato perché Cusani si ricordava che in quella vicenda, cioè nella vicenda, aveva conosciuto questo cooperatore di Ravenna, sì. E quindi chiedeva da me chi poteva essere questo cooperatore. È in questa vicenda che si è sviluppato l'argomento. Quindi avete parlato in questo senso qua. Oltre a... è stato poi più preciso Cusani su come si è svolto questo viaggio, perché noi siamo rimasti che sono saliti su questo aereo per Roma Gardini, Cooperatore, Cusani e la borsa, no? Le ha detto poi cosa è successo a Roma Cusani? Assolutamente no. Quindi lei non sa più nulla? Non so più nulla. Credo che non lo sappia neanche lui. Beh, almeno fino all'aeroporto probabilmente lo sa dove andare, anche perché la borsa forse ce l'aveva lui. Vabbè, comunque lei dice che non ne sa niente. Sull'epoca di questo viaggio le domande sono state insistenti e hanno una loro ragione. Non siete riusciti, non riesce a focalizzarla molto bene, cioè se è in settembre piuttosto che in novembre, piuttosto che in ottobre. Correrei il rischio di dire delle sciocchezze o delle cose pressapoco, insomma, non sono nelle condizioni di poterlo... Comunque era un aereo personale questo, certo, qui? Certo. Quindi ci saranno... Penso di sì, penso che non sia complicato. Va bene. Basta così allora. Per noi abbiamo finito. Allora, io direi, a noi sembra che il confronto col Garofano sul punto delle fatture Sinden sia superfluo. Sì, anche a me. Invece a me sembra estremamente importante, e in tal senso faccio richiesta, un confronto su due questioni. Uno, su come sono andate le cose sulla San Serafina esattamente. Secondo, su qual è stato l'effettivo ruolo di Bisignani nella monetizzazione di questi CCT, perché alla fine dobbiamo capire, ci sono alcuni conti... Questo è un confronto con Bisignani però. Sama Bisignani. Quindi Garofano lo possiamo sicuramente liberare. Sì. Dicevo questo perché siccome Bisignani è sopra... Sì. Combinazione. Però noi combinazione vorremmo mangiare un panino. Ma voglio dire, gli dico di mangiarsi un panino? Sì, non so, vediamo, c'è questa richiesta allora di confronto tra Sama e Bisignani... Su queste due questioni. Sulla San Serafino... Sulla San Serafino, se effettivamente Bisignani ha detto a noi che era stato utilizzato nella struttura San Serafino e che lui non sapeva di cosa si parlava. Due cose completamente in anticipo così. Vabbè, ho capito. Sentiamo la difesa cosa dice sul confronto. A me pare assolutamente inutile anche questo confronto, perché noi sappiamo che Bisignani, per quanto concerne le consegne materiali dei titoli in Vaticano, è rimasto assolutamente serrato su se stesso, dice non so niente, me lo davo, lo portavo, poi altro non so. Dobbiamo stanarlo. In definitiva, però. Sì, vabbè, ma comunque si può, se hanno argomenti, se no non si può. E l'altra è la questione anche sulla funzione della San Serafino. Ricordo che Bisignani ha detto, in via ipotetica, che forse la San Serafino era la cassa di compensazione per la trasformazione di questi titoli. Credo che sia abbastanza influente. Cioè, chi può dirci come ha operato la San Serafino a questo punto è una sola entità, che è un'entità sacra, ma sta dall'altra parte del Tevere, cioè sono loro soltanto che sono in grado di dirci come ha funzionato lo stato attuale delle cose. Va bene. Sul fatto che sia stata fondata e che sia stata dotata di un capitale di 2 miliardi. La parte civile che dice? Noi che diciamo? Noi vi facciamo stare un po' in suspense. Un minuto però.
No, il Tribunale ritiene di procedere al confronto perché le posizioni sono completamente divergenti e il punto appare rilevante ai fini della decisione. Allora, facciamo così, ci vediamo alle 3 e un quarto, 3 e un quarto per il confronto e poi sentiamo Bonifaci. Bisignani c'è? Eccolo. Allora, si accomodi? Sì. Buongiorno. Allora, metta il difensore li conosce? Paola Belloni per Bisignani. Allora, il Tribunale ha ritenuto necessario questo confronto Sama-Garofano su 2 punti, cioè sulla Costituzione e gli scopi di questa fondazione San Serafino e sulle modalità di trasferimento e di commercializzazione dei CCT presso lo IOR. Il confronto è stato chiesto al pubblico ministero, quindi lo farei dirigere a lui. Sono 2 le questioni su cui v'è disaccordo. Il signor Sama esclude di essere mai venuto a conoscenza che la Fondazione San Serafino possa essere servito da contenitore per l'operazione di monetizzazione dei CCT. Lei ci ha detto l'ultima e l'unica volta che è venuto qui che il contenitore su cui è avvenuta questa operazione sia stato la fondazione, il conto corrente a nome della Fondazione San Serafino. Chiedo a lei, può precisare meglio il... Prego. Io non credo di aver detto una cosa di questo genere. Parli nel microfono. Io non credo di aver detto una cosa di questo genere. Cioè, io ho detto 2 cose che, se posso ribadire, le ribadisco. Grazie. C'era questa esigenza del dottor Gardini, sulla quale io mi sono attivato presso le autorità dello IOR per via dei miei rapporti. La Fondazione San Serafino è stata poi una fondazione che ha fatto il dottor Sama e che ha avuto una sua vita all'interno dello IOR. Allora, quindi... quale sia poi il meccanismo all'interno dello IOR da dove sono transitati, io questo non lo so perché non lo posso sapere perché non era il mio compito. Perfetto. Allora, quindi, rifacciamo una prima precisazione. La San Serafino, con la monetizzazione dei CCT, non c'entra nulla. Non glielo posso dire io mi limitavo a portare questi CCT. Che cosa faceva poi? Certo, facciamo un discorso a voi, perché sennò non ne veniamo più da capo. Certo. San Serafino è una fondazione con un conto corrente, d'accordo? È vero o non è vero? È una fondazione, se poi ci fosse il conto corrente... Scusi, su questa fondazione ci stavano dei soldi o no? Nel corrente, se c'è qualcuno ci ha messo dei soldi? C'era stato un deposito, certamente. No, allora, è una fondazione con un deposito. Sì. Su questa fondazione, lei ha mai utilizzato questa fondazione o ha mai detto a qualcuno di utilizzare questa fondazione per monetizzare i CCT? No, ma io... Punto. Ecco. Lui pure lo esclude. Ecco. Quindi, il problema è, se nessuno di voi gliel'ha detto, può averglielo detto qualcun altro di utilizzare la Fondazione San Serafino per monetizzare i CCT? Ma io questo non lo so. Cioè, Chi altri poteva, allora ancora, chi altri poteva avere potere di intervenire per richiedere operazioni sulla Fondazione? Non lo so, io certamente no. Non glielo so dire. Scusi, lei ha fatto da tramite per far aprire la Fondazione San Serafino a Sama? Certo. E quando ha fatto da tramite, chi erano le persone operate a delegare sulla San Serafino? Credo il dottor Sama e il dottor Cusani. Allora, se nessuno di voi tre ha dato disposizioni, vuol dire che la Fondazione San Serafino non può essere stata utilizzata per trasformare i CCT. Ma questo, io torno a ripetere, non lo deve chiedere a me, lo dovrebbe chiedere allo IOR. Cioè, lei mi chiede un fatto preciso bancario. L'altra volta che è venuta qua, che le piaccia o non le piaccia, a tutti ha fatto capire, e questa volta credo proprio di non aver capito solo io, a tutti ha fatto capire che
la Fondazione San Serafino aveva un ruolo fondamentale e cruciale per far gestire, per far trasferire i CCT, per far monetizzare i CCT. Questo noi abbiamo capito. Ci siamo sbagliati in massa, ne prendiamo atto. Non le dico che ci siamo sbagliati. Io credo che questo errore eventuale è dovuto più che altro alla evasività di certe risposte del dottor Bisignani. Quindi io, il Tribunale ha desiderato questo confronto anche e direi soprattutto per questo, perché lei l'altra volta è stato molto generico. Ci interessava invece in modo particolare, anche quando lei fa le risposte dicendo credo che, insomma una cosa è credo che, a noi interessano i fatti. Lei è quello che ha presentato Sama o altri in Vaticano, lei era presente quando si è costituita questa fondazione, quindi lei qualche cosa ha visto e è quello che vorremmo ci dicesse adesso chiaramente. Cosa ha visto, cosa è successo in quell'occasione e poi ci dirà cosa è successo nell'altra occasione. Forse se lei ci ripete quello nel quale ha assistito, in modo che noi cerchiamo di capire che cos'è questa fondazione, chiariamo anche questi eventuali equivoci che sono sorti l'altra volta. La fondazione è appunto un'istituzione che lo IOR prevede per aprire, per fare dei depositi o per aprire dei conti. Il dottor Sama e il dottor Cusani sono stati da me accompagnati allo IOR, hanno aperto questa fondazione, sono andati in un ufficio a firmare delle carte, immagino come poi... Ma anche lì non è entrato lei insieme a loro nell'ufficio? Sì, sono entrato, però... Allora, io non immagina, ha visto? Ma io le faccio la cronaca minuto per minuto, gliela faccio. Dunque, siamo entrati allo IOR, siamo andati nello studio appunto di questo Monsignore, che è Monsignor De Bonis, sapeva che c'era la possibilità di aprire questa fondazione per degli scopi appunto del dottor Sama, che poteva essere quello di avere un deposito lì, dopodiché sono stati illustrati gli scopi? Sono intervenuto io. No, grazie. Sono stati illustrati gli scopi di questa fondazione? È una fondazione che si chiamava San Serafino, che si richiamava perciò al fondatore della Ferruzzi, e volevano avere una fondazione lì dentro. Poi sono andati in un ufficio, hanno firmato delle carte, hanno fatto, immagino, un deposito, e poi per me la questione si è chiusa lì. Allora, vediamo un po'. Quindi la San Serafino è finita. Allora, apriamo un altro capitolo, facciamo finta che non avevamo capito noi l'altra volta. La fondazione è finita. È avvenuto prima dei CCT la fondazione, la costituzione della fondazione? Prima del cambio CCT o dopo? Addirittura è stata costituita dopo? Questo non glielo so dire. No, questo ce lo può dire, perché la prima volta che è andato a portare i CCT se lo ricorda. È andato prima o dopo a fare questa fondazione? Credo dopo. Quindi aveva già cominciato lei a portare alcuni pacchi? No, la fondazione è stata fatta, credo, tra la fine di dicembre e i primi di gennaio. E lì, quando sono andato la prima volta, io non credo che ci è segnato, credo che sia a metà gennaio. Ma noi volevamo sapere questo, se la prima volta che va a portare quella famosa busta che non sa cosa c'è dentro, la fondazione era già stata costituita o no? Sì, certo che c'era la fondazione. Quindi allora è avvenuta prima la fondazione e poi la prima tranche di monetizzazione di CCT? Sì, credo di sì. Però, scusi, io posso fare... perché sennò veramente si gira. Se ha degli appunti... No, io non ho degli appunti, perché non ho degli appunti su questa cosa, però secondo me, dato che qua mi si continua a chiedere delle cose che io non so, perché non so qual è il meccanismo, diciamo, finanziario all'interno dello IOR, io le leggo quello che dice, quello che è il fazio, diciamo così, del Vaticano, che è questo cardinale. Ma questo... No, voglio dire, scusi, questa è un'intervista di quello... Sì, ma le interviste dicono sempre una cosa diversa di quelle che dicono davanti a noi. Lei dica quelle che ha detto a noi. No, abbia pazienza. No, ma l'intervista, sinceramente... Io vengo fuori, escono fuori dicendo non ho detto niente, poi ho riempito 20 pagine di... La fondazione San Serafino era stata accettata alle condizioni con le finalità dello IOR. A quanto ammontava quel deposito? A circa 93 miliardi in CCT. Quando è stato fatto nel dicembre del 90. Questo è il cardinale che è il capo dello IOR, che probabilmente ne sa può darsi che abbia detto questo. Ci dica quello invece a cui ha assistito lei, e la domanda in questo momento che le fa il pubblico ministero è quella, si ricorda, siete andati per primo in Vaticano per la costituzione di questa fondazione oppure la prima volta che lei è andato ha portato i CCT? No, c'era la fondazione. No, allora. Prima è stata fatta la fondazione e poi abbiamo cominciato a portare i CCT.
Però lei adesso ci ha detto una cosa che peraltro è il contrario di quello che dice il Monsignore, certo, giusto? Per lei, e le assicuro che noi avevamo capito che lei pure aveva detto come Monsignore prima. Ma questo è un cardinale, cioè il capo assoluto di lì dentro. Cioè, a noi, non per il cardinale che non ci interessa niente. Era in buona compagnia l'altra volta, oggi invece la contesta. L'altra volta lei ci aveva fatto capire, io avevo capito l'altra volta che anche lei ha detto che il contenitore era la San Serafino, adesso lo esclude che sia la San Serafino. Non lo so, cioè io non lo so che... Lei, quando è andato a portare, allora andiamo alla seconda questione, quando è andato a portare la prima busta contenente i CCT, prima di andare a portare la prima busta, ne avrà parlato con qualcuno in Vaticano dicendo guarda che vi devo portare dei CCT da cambiare, perché non è che se era andato così... Io avevo parlato di questa esigenza che aveva il dottor Gardini di aprire un rapporto con lui. Con chi ne aveva parlato? Con Monsignor De Bonis. Con il quale mi disse di aspettare perché doveva chiedere delle autorizzazioni o non so che cosa, dopodiché mi disse si può fare. Si può fare. Quando è andata a farlo, quindi, la prima volta, e quando si è messo d'accordo con Monsignor De Bonis, non avete fatto mai alcun riferimento all'utilizzo della San Serafino come scatola per fare questa operazione? No, perché non era quello che dovevo fare io. Non ne avete mai fatto alcun riferimento? No. Che ne risulti? Sama ha dato un'autorizzazione di tal genere a Monsignor De Bonis? Non mi pare. O a chi per esso? Davanti a me certamente no. Oltre che davanti a lei, che ne risulti, siccome ne parlavate, che ne risulti, Cusani le ha dato, può aver dato lui autorizzazione in tal senso a De Bonis o a chi per esso dello IOR per utilizzare la San Serafino? Mi risulta a me no. Ci poteva essere altra persona, 1, 2, 3, che poteva rivolgersi a De Bonis o a chi per esso dello IOR per chiedere l'autorizzazione a utilizzare la San Serafino? Non lo so, no. Non lo so o no? No. Allora, quindi quello che sta scritto in interviste, come vede che si dicono il contrario di quello che si dice nell'aula di giustizia. Io glielo dico solo per dirle che questo è quello che dice il cardinale, io non lo so, cioè questo è un meccanismo. E allora, lei lasci stare cosa dice il cardinale, diciamo cosa ha fatto lei. Allora, quindi, non esiste la San Serafino. Allora, ritorniamo ai CCT. Quando è andata a dire ai CCT devo cambiare i CCT, quindi lei quando portava questi CCT sapeva che c'era un CCT dentro, giusto? Sapevo che c'erano dei titoli con delle indicazioni. Sapevo che c'erano dei titoli con delle indicazioni. E entriamo alla seconda questione del disaccordo e della ragione quindi per cui... possiamo dire che sulla prima questione non ci sono più contrasti. E volevo solo chiedere una precisazione, Gardini con la Fondazione c'entrava o niente? No, assolutamente. Quindi anche per quello erano era in antitesi semmai. Era in antitesi, mentalmente in antitesi. Intellettualmente. Era una delle sue motivazioni. Vabbè, quindi sul primo punto abbiamo raggiunto un accordo almeno in questo momento. Poi se vediamo passiamo al secondo. Il secondo punto di disaccordo. Il secondo punto di disaccordo è questo. Lei l'altra volta ci ha detto, pensavo fosse una questione di investimenti o qualcosa doveva fare Gardini per monetizzare del denaro. Ci ha detto Sama, eravamo tutti coscienti e scientemente, uso questa parola, ma correggetemi se sbaglio nel concetto, sia io, dice Sama, anzi lui ha detto principalmente io, sia Cusani, sia Bisignani, sia Gardini evidentemente, che bisognava fare tutto quel meccanismo occulto di monetizzazione di CCT perché questi sapevamo doveva essere destinati al pagamento del sistema dei partiti. E dice, io domanda specifica, ma pure Bisignani era cosciente e sapeva tutta questa situazione? Assolutamente sì. Assolutamente no. Questa è la situazione. Assolutamente no. E d'altronde, d'altronde, voglio dire, ma Gardini aveva già i CCT in mano, ce li aveva già coperti perché gli sono arrivati extraforo da Bonifacio, aveva bisogno di fare tutto sto giro per riprendersi i titoli lui, si teneva quelli e basta. Perché doveva fare tutto questo meccanismo occulto? Gardini aveva la necessità assoluta, come io le ho detto l'altra volta, ed è questo che mi aveva fatto convincere assolutamente che fosse così, di rompere col sistema Italia, di non transitare attraverso le banche CCT ce l'aveva già in mano. Ho capito, ma i CCT evidentemente li doveva monetizzare da qualche parte e non voleva passare dalle banche italiane. Ma c'era più che bisogno che ci passava lui, poteva passare un po', una parte l'ha fatto tramite Comunitalia, lo poteva fare come gli pareva. Si vede che voglio dire,
è difficilmente credibile che debba mettere in piedi tutto questo macello, mandare a lei con delle buste, contenendo due buste, come un concorso, no? Uno i titoli e un altro il nome. Senza dirle, però mandarlo come un postino, mi sembra un po' troppo costruito. Le pare credibile che io venga a sapere una cosa di questo genere, vado in Vaticano e gli dico una cosa di questo genere? Io ero l'ultimo in assoluto che poteva... Mi perdoni, lei ha ricevuto anche 3-4 miliardi da Gardini. Che lei dopo. lo dica in Vaticano, questo è un altro aspetto. Noi vogliamo sapere adesso da lei se quando è andato in Vaticano con queste buste, lei sapeva, perché gliene aveva parlato Gardini o qualcun altro, che erano dei CCT che dovevano essere cambiati per una certa finalità. No. Lei dice di no, che quindi era assolutamente all'oscuro per me rimaneva quello che mi aveva detto Gardini, cioè che questa era una sua esigenza per lui molto che voleva importante. andare su una banca estera, poteva andare in Svizzera, da qualsiasi altra parte, insomma. Non so se i titoli potevano essere... Vabbè. Ma noi chiediamo a Sama, ha sentito? Lei se l'è inventata questa cosa. Lei dice sempre le bugie, le vedi? Cosa volete che vi dica? No, si dica, visto che ha di fronte un interlocutore che dice di non essere completamente all'oscuro della finalità per la quale questi titoli erano portati in Vaticano, tranne quello di un'apertura su un conto in Vaticano, lei ci ha detto diverso. Confesso che sono e dichiaro di essere estremamente in difficoltà perché innanzitutto sono di fronte ad un amico, Luigi Bisignani, e in più sono di fronte ad uno che è stato un validissimo collaboratore del gruppo Peruzzi, quindi è molto difficile perché istintivamente vorrei dire Bisignani ha ragione, cioè non ne sapeva assolutamente niente. Come mi capita spesso, mi posso sbagliare tutti i giorni, ma temo purtroppo di dire sì, non poteva non saperlo Luigi che stavamo... la necessità di questa, di questo cambio dei CCT in denaro, quindi io purtroppo non posso che non confermare quello che ho dichiarato. Lei ha parlato con Bisignani di queste cose qui, ne ha discusso? No, io con Bisignani di queste cose qua le confesso Presidente che ne ho parlato pochissimo, nel senso che ne ho parlato pochissimo. Anche perché se ne parlava il meno possibile, non ero delegato a questo ruolo data la mia situazione, anche se ne ero perfettamente a conoscenza e avevo condiviso la decisione, quindi non ne ho parlato, come non ne ho parlato con Cusani, come non ne parlavo con Gardini, come non ne parlavo con Garofalo. Alla fine solo con me ne ha parlato. Prego? Ne ha parlato solo con me alla fine. Ne ho parlato anche adesso. Allora, sicuramente in modo essenziale, adesso diciamo, a livello essenziale, nelle linee essenziali vi siete detti qualcosa. Quando si davano, facciamo un po', ricostruiamo un attimino da capo. Posso aggiungere una cosa, scusi? Scusi un attimo, ricostruiamo un attimino da capo. Lei, quando riceveva le buste, chi gliele consegnava? Il dottor Cusani. Sempre il dottor Cusani? Il dottor Croce avevamo detto. Cusani o Croce per conto di Cusani comunque, sempre il riferimento a Cusani. Il problema fondamentale è che il giorno che il dottor Gardini e il dottor Cusani mi parlarono di questa vicenda in Vaticano, il dottor Sama non c'era. Cioè, voglio dire, questo è un punto fondamentale. Ma vede, non c'entra niente che non c'era, non è che non c'era, lui non ne sa nulla. Ma quello che mi dice il dottor Gardini, scusi. Ma non è che non c'era, non ne avete più parlato, perché voglio dire, ci siete andati a fare il matrimonio insieme a Vaticano. Sentiamo per prima cosa se c'era o non c'era, lei. Prego? C'era o non c'era lei in questa prima occasione? No, assolutamente. Ma attenzione, non facciamo, perché sembrerebbe non c'era, non si è risolto mica, non si è mica fatto e risolto in un giorno. Ma siccome durate 6 mesi. No, siccome ci sembrava dai nostri appunti che avesse detto che c'era, allora questo risolveva il problema. Il problema è che è una cosa che è durato 6 mesi, si erano incontrati 3.000 volte, sono andati pure a fare il matrimonio. Dopo, quindi, certo. Poi anche in occasione del secondo pacco. Dottor Di Pietro, matrimonio, non matrimoni, non ne ho fatto più di uno, scusi. No, era lui presente. Allora, tutte le buste le ricevevo da Cusani o dal suo collaboratore in nome di Cusani, quindi le ricevevo da Cusani. Ora, Cusani, ce l'ha detto il suo avvocato perché Cusani non ha parlato, ma ci ha detto più volte, sicuramente
Sama ed anche lei avete detto che nessuno di voi tre sapeva, o meglio, almeno di un conto corrente, l'FF 2927, nessuno di voi tre sa a chi appartiene. Allora la domanda è, chi può saperlo, visto che siete in tre? Mi spiego? Io non lo so. Lui non lo sa, lei non lo sa, ma i soldi di $2 milioni ci sono da finire. Ho capito. Vabbè, ma volete, siete in tre e uno dei tre mente. Uno dei tre mentirà. Allora gli faccio la domanda in un altro modo. Lei era al corrente di quando doveva essere le spese che doveva sostenere il Vaticano, quando era la parcella, la commessa, la provvigione che bisognava ridare al Vaticano? No. Non ne ha parlato con nessuno? No. Ci ha detto Sama che erano previsti 10-12 miliardi, sono rimasti spesi. Lui certamente non ha partecipato. Era lei che trattava con il Vaticano. Chi lo può sapere quanti soldi ha preso il Vaticano? Il Vaticano. Bravo. Ma pure chi lo paga, non lo tiene, scusi, sono in due che sanno, abbia pazienza, sono in due che lo sanno, chi paga e chi li prende. Quelli li prende, chi l'ha pagati? Io ne pagavo e ne prendevo. Ma non è vero, perché lei gliel'ha portati i soldi, scusi. Senta Bisignani, a parte già le ho detto che lei è stato evasivo, però cerchi di, lei imputato di reato connesso, lo sappiamo benissimo, ma anche lei dia delle risposte che hanno un senso. Cioè lei andava al Vaticano, portava questi denari e si intratteneva col Monsignore, no? Sì, chiamava una persona, prendevano questa guardavi, ecco, non avete mai parlato di questa... Poi voglio dire, c'era questa busta che arrivava da qualche parte, io non lo sapevo, nessuno mi chiedeva nulla, voglio dire. Arriva una busta da una parte che non ne sa niente, tanto che gliela dà Cusani. C'erano delle istruzioni. La dà a qualcuno e non sa C'erano delle istruzioni, andavano dove dovevano andare, evidentemente qualcuno avrà avuto la verifica. Si è interessato solo di quello che andava lei, insomma, è questo il concetto. Mi perdoni. Allora, qualcuno a monte deve aver parlato con De Bonis o chi per conto di De Bonis per dirgli come comportarsi quando riceveva delle istruzioni. Chi gli ha dato l'input a questo del Vaticano per dire riceverai una busta chiusa con delle istruzioni? Mi sembra andare a fare la caccia al tesoro qui. Io non glielo dato. Ma chi ne ha parlato col Vaticano? Solo lei trattava col Vaticano. Ma io ho creato questo rapporto. Allora lei deve aver parlato con qualcuno cui ha detto vi arriveranno delle buste chiuse con del libretto delle istruzioni per dire dove sta e dove mettere il tesoro. Quando io portavo queste buste, lì arrivava così e facevano questo trasferimento. Lei ne doveva dire a qualcuno, dice guarda dentro questa busta ci sono dei titoli. Si apriva la busta, c'era un'indicazione. Assisteva a questa... Ma senta un po', io capisco che lei voglia diminuire la sua partecipazione in tutta questa vicenda e posso capire che lei dica io ho fatto il semplice postino, pigliavo un qualcosa di qui e la mettevo di là. Purtroppo questo non lo può dire perché lei è quello che ha presentato in Vaticano questi signori ed è quello che aveva i rapporti in Vaticano, quindi aveva una sua posizione ben definita. Non solo, quando andava e aprivate queste buste c'era solo lei, non c'era Sama, non c'erano Cusani, non c'erano altri, quindi la sua non era una posizione di semplice postino, era una posizione di una persona che sta lì e vede cosa succede. Quindi tutte queste domande che le fa il pubblico ministero vogliono mettere in evidenza questa situazione, alle quali lei può anche dire che era lì per caso, come potrebbe anche non dire nulla, però capisce che lei se era lì in quel momento, quando si contavano i soldi, c'era solo lei che praticamente rappresentava la controparte, qualcosa avrà dovuto pensare. Le spese di commissione, chi le trattate? Chi l'ha trattate? Con chi ha trattato? Avrete parlato di spese di commissione? Io non ho mai trattato. Facciamo così, Sama, a lei che si sono spesi 10-12 miliardi, chi gliel'ha detto? Posso tentare di dare un contributo a questa vicenda per vedere se riusciamo a trovare una forma siamo in fase di confronto, quindi di compromesso onorevole. Il dottor Bisignani sostiene che il dottor Gardini gli disse che aveva questa esigenza, mi pare di aver capito. Può darsi che in quella fase il dottor Bisignani non fosse a conoscenza del fatto dello scopo a cui servivano questi soldi. Interpreto, tento per vedere se riusciamo a... Di dare una mano a un amico. Sì, comunque lei deve dire quello che è la sua attività e quello di cui ha conoscenza, perché se vogliamo interpretare
la situazione che adesso ci espone i Bisignani e vogliamo farci una costruzione, allora possiamo chiamare anche altre persone che magari hanno un'inventiva migliore della sua e ci giustifica questa situazione. Noi qui siamo qui solo per cercare di chiarire le cose e dobbiamo chiarirle sentendo quello che dicono gli interessati. Benissimo. Gli interessati dicono certe cose e noi le valuteremo. 10-12 miliardi, chi gliel'ha detto a lei? Lei ci ha riferito a noi che sono stati spesi 10-12 miliardi. Certo. A conclusione dell'operazione, quando il dottor Gusani ebbe l'opportunità di fare i conti, evidentemente si lamentò con me di quanto era stato costoso questo sistema, e mi ricordo che disse al dottor Bisignani che insomma era stato un importo considerevole. C'era pure Bisignani quel giorno? Non so se c'era quando lo disse con me, ma comunque abbiamo avuto occasione di parlare. Quindi, se lo ricordi questo discorso che ha fatto con... Certo. Allora, quando era la spesa della Commissione? Neanche si venne quantificato, dice certo che sono stati carichi, ho detto vabbè, bisogna parlare, dice no, lascia stare, per carità. Avete parlato, allora scusi, se non si è parlati di 10-12 miliardi, come ha fatto lei a dirlo, se non si sono parlati? L'avete parlato o no? Adesso. Ha detto che la commissione era alta, appunto, diceva bisogna parlare. Lui dice qualcosa in più, dice la commissione era alta e quantifica in 10-12 miliardi, se lo ricorda adesso? No. Gliel'ha detto lui? Figlio mio, sì, abbiamo parlato, perché altrimenti come avremmo potuto contestare questa cosa? Cioè, arrivavamo alla conclusione che... In definitiva, lei ha detto a Bisignani, Luigi, ma quando mi costano sti amici tuoi? Una cosa del genere deve aver detto, per forza. Non proprio così, ma comunque abbiamo, ricordo che il dottor Cusani parlò specificatamente di questo argomento perché era una cifra assolutamente considerevole che intaccava questa somma di denaro. E allora chiedo a lei, qualcuno deve aver trattato con qualcuno dello IOR la commissione? No, dottor Di Pietro, no, non c'è bisogno di aver trattato la commissione dello IOR, questo non è vero. E me lo spiega lei? Ma glielo spiego io, sì, non ce n'è bisogno, perché evidentemente... La domanda è rivolta a Bisignani, ma risponde lei. Evidentemente, se per caso, dal momento che c'era questa necessità, di necessità, li insegna lei, si fa virtù, quindi molto probabilmente lo IOR per il cambio di questi CGT ha voluto 10-12 miliardi. Ha voluto, ma qualcuno ha dovuto chiederlo, però mica si vuole senza chiederlo. Dottor Di Pietro, le hanno fatto il conto esposto, quante volte lei va, scusi, abbia pazienza un attimo, lei so che non ama molto fare i conti, però avrà un conto corrente. Quante volte le banche le addebitano delle percentuali superiori a quelli che lei immaginava e quante volte lei va dall'incaricato della banca e contesta? Sì, ma lei quindi tutto questo discorso si risolve secondo lei lo IOR che erroneamente o dolosamente ha addebitato qualcosa in più? Ma io non ho detto dolosamente, ho detto quella è stata la commissione, allora evidentemente... Ma se lo ricorda l'interrogatorio che abbiamo fatto qui, lei era da questa parte e qui le ho detto, ma 10-12 miliardi è una commissione regolare? O era quasi... e lei ha detto, è regolare, ma qual è regolare? Ho aperto, certo, figlio mio, ma allora quando lei va a pagare la bolletta del telefono e l'addebito del 10%, è regolare o non è regolare? È la stessa cosa. Comunque dice, secondo lei non c'è stata una contrattazione? Secondo me, Presidente, non necessariamente c'è stata una negoziazione. Questo, tant'è che io quando le ho raccontato questo episodio, non gliel'ho mica raccontato allora, all'inizio. se così fosse, le faccio una domanda. Siccome risulta che un paio di milioni di dollari, mi sembra, sono andati a finire allo IOR Charity Fund di Lugano, chi gli ha dato a disposizione di andare allo IOR Charity Fund? Le allargo le braccia e le dico non lo so, non certamente io. Lo IOR Charity Fund? E meno che meno Bisignani lo saprà. Vabbè. No, smettete, se no... Ora, non credo che la banca da sola possa decidere di mandare 2 milioni di dollari a se stessa in una sua succursale all'estero. Qualcuno ha dovuto contrattare con qualcuno. Dottor Di Pietro, io vorrei questo suo impegno anche sulla vicenda di Berlini, è la stessa cosa, è l'altra metà della luna. Su Berlino sono stato ancora più puntuale perché 50 milioni di dollari l'ho riportato a casa. Bravo. Ma qui nessuno mi dà la mano, mi resta un po' difficile. Ma sono poi qui che le do. Posso chiedere io un chiarimento sempre per quanto riguarda la fondazione, perché mi interessa, cioè in questa fondazione Gardini non è intervenuto, no? No, Ecco, ma lei da chi è stato presentato in Vaticano?
Dal dottor Bisignani. Da lui, no? Certo. Quindi praticamente Bisignani per primo ha presentato lei in Vaticano, no? Evidentemente sì. Poi, successivamente, se n'è andato in Vaticano con Gardini per trattare la questione dei CCT, è così? Cioè, io ero in quell'occasione un esponente del gruppo Ferruzzi, della famiglia Ferruzzi e del dottor Gardini. Prima ho parlato del dottor Gardini e poi c'è stata questa necessità che è nata appunto per il dottor Sama che voleva fare questa operazione in Vaticano. Completamente diversa. D'accordo, su questo però nella seconda, cioè a breve distanza di tempo, quando lei si è andato in Vaticano per vedere se c'era la disponibilità di un rapporto che lei dice che interessava Gardini, solo Gardini secondo lei? Sì, in quel momento sì. O interessava anche la famiglia Ferruzzi? Sa. Quindi lei... Questo aiuta a dire che siccome era una questione che ha fatto tutto per Gardini, ha fatto tutto lei, quindi era tutto lei che ha fatto. Ma infatti è questo a cui io volevo giungere, mentre con la fondazione lei ha fatto da tramite, però poi c'è andato Sama, c'è andato Cusani, hanno trattato, avevano le deleghe loro e tutto, quindi era un rapporto instaurato in questo modo e quindi lei può dir benissimo che si è limitato a fare da tramite, in questo altro rapporto che interessava Gardini, guarda caso lei oltre a fare da tramite è il diretto interlocutore con De Bonis o con quelli dello IOR. Vogliamo dire qualcosa in più. Per la fondazione Sama e Cusani avevano tutte e due la delega. Questo era un rapporto a sé che lei ha portato avanti solo per Gardini, quindi anche Cusani non c'entrava col Vaticano per questo rapporto. Domanda, per i CCT, Cusani ha avuto delle relazioni in Vaticano direttamente lui? Per la monetizzazione dei CCT? Non glielo so dire. Certo, le buste me le dava il dottor Cusani. Le buste le dava lei, ma chi faceva da interfaccia fra il sistema Gardini-Cusani e il Vaticano? Era lei? Non era Cusani quindi che si occupava di andare al Vaticano o di trattare col Vaticano per la monetizzazione dei CCT? Questo non glielo so. No, ritengo di no. Scusi. No, per la monetizzazione certamente no. Sicuramente no. Quindi per tutto ciò che riguarda la monetizzazione dei CCT provenienti da Bonifacio, verso il Vaticano è stato lei e solo lei che in nome di Gardini ha fatto. Allora solo lei può aver trattato con il Vaticano. Però io non ho trattato assolutamente nessuna parte che riguardasse commissioni o cose di questo genere. IOR Charity Fund ci vanno $2 milioni. Mi sa che possiamo chiudere questa. Mi sa che non caviamo niente, abbiamo visto quali sono le posizioni. Comunque se... ma ce lo spiegano loro, dai. Facciamoci spiegare, perché fate qualche domanda a voi, così magari ci aiutate a capire. Sentiamo se la difesa ha qualche domanda. No, dico siccome la difesa di Bisignani ha detto che non abbiamo capito niente, che sono due questioni diverse, se ce lo spiega? Non ha capito niente qualcuno, io ho detto semplicemente che probabilmente intendete... Allora diteci, spiegatecelo voi. No, spiegarselo loro no, comunque se vogliono chiedere un chiarimento... Se la difesa diventa testimone, allora... E allora stiamoci zitti. Sembra di sì. Senta, forse io le faccio quest'ultima domanda per cercare di capire qualcosa di più, se no basta. Esattamente lei ha avuto contatti solo con De Bonis in Vaticano o anche con altri funzionari? Solo con De Bonis. E lei quanti tipi di contatti ha avuto? Cioè quello iniziale in cui c'era solo lei e ha riferito che Gardini aveva bisogno di instaurare un rapporto, quindi questo primo rapporto. E in questo primo rapporto come ha concluso? Ha detto Gardini avrebbe desiderio di... De Bonis ha detto io ne devo parlare perché è una questione delicata, però mi rendo conto che è il primo quindi imprenditore del paese. non le ha manifestato quali erano le condizioni? No. Benissimo. Poi c'è stato un altro incontro in cui queste condizioni sono state... Poi c'è stato un altro incontro dopo un po' di tempo in cui mi ha detto che effettivamente veniva la Ferruzzi accettata. E il dottor Gardini erano un gruppo particolarmente vicino al Vaticano per quei motivi che io ho già detto l'altra volta e che pertanto veniva accettato questo inizio di rapporto. Ecco, e in che termini? Le ha dato le condizioni? Le ha dato un contratto? No, non mi ha dato assolutamente un contratto.
E qual era appunto le condizioni che le dettava le proponeva questo De Bonis? Cioè diceva apriamo un conto? Apriamo un conto, apriamo un rapporto con il dottor Gardini. Il rapporto è una cosa generica. Apriamo un conto, apriamo... purtroppo i conti non credo che si aprono. Abbiamo detto che sulla fondazione San sì, ma io agli occhi... non doveva essere interessata, insomma. Sì, ma agli occhi del Vaticano io ero sicuramente un emissario del gruppo Ferruzzi e del dottor Gardini. Sì, ma siccome Gardini non parlava direttamente e forse a questo punto mi pare di capire neppure indirettamente con questo signor De Bonis, era lei che doveva portare le condizioni a Gardini, no? O Gardini viaggiava al buio, mandava 100 e rotti miliardi in CCT al buio. Sì, dovevano aprire questo rapporto che implicava anche un trasferimento all'estero. È questo che vorrei sapere, qual è questo rapporto? Se è un conto corrente, se c'era un interesse o qualcosa, se era un'altra fondazione. Io ripeto che non ho mai parlato di interessi o di commissioni di nessun genere, né mi è stato mai detto. Comunque, è andato da Gardini e le ha detto c'è una disponibilità a un rapporto e Gardini ha capito tutto. Hanno detto di sì, si poteva aprire questo rapporto appunto con lo IOR e poi la questione è così iniziata. Ma allora può darsi che Gardini abbia parlato direttamente, si sia rivolto a sto De Bonis per capire che diavolo di rapporto era, no? Probabile. Ah, probabile. Ma De Bonis e Gardini si conoscevano, che lei le sappia? Non lo so, penso che poi si sono conosciuti, così come De Bonis ha conosciuto il dottor Ferruzzi, voglio dire, era un rapporto che poi è andato... Domanda, le risulta che si sono conosciuti De Bonis e Gardini nel periodo in cui lei gestiva, prima che lei ha cominciato a fare il portatore di buste? Credo che si siano conosciuti. Prima del portatore di buste? O a cavallo. Allora quindi ha cominciato lei? Beh, abbia pazienza. Certo, io ho messo i miei buoni uffici perché questo rapporto si instaurasse. Senta, facciamo una cosa diversa. Ma è imputato. Se no non riusciamo a capire. Lei, in quel periodo, aveva disponibilità di centinaia di milioni in contanti che distribuiva e ha distribuito ad enti di beneficenze, opere pie, parrocchie e quant'altro? No. Glielo dico questo in anticipo perché probabilmente si proporrà la necessità di un altro confronto dopodomani. No, cioè domani. Dopodomani. Dopo di domani. E con chi? Allora le rifaccio la domanda. Lei ha mai distribuito denaro a parrocchie, enti pubblici o quant'altro, comunque a persone, ha mai consegnato denaro a persone su indicazione di esponenti della DC romana? No. Allora faccio un'ultima domanda, perché ho capito che ci dobbiamo rivedere. No, vabbè, ma comunque questo eventualmente questo non è... no, l'FF 2927. Sì, beh, questo... Però, come diceva giustamente il pubblico ministero, eventualmente potremmo chiamarlo dopo aver avuto questi elementi. Allora, se mi riservate questo, mi fermo per il momento. Perché il confronto riguardava... Va bene, allora facciamo una cosa, sentiamo la situazione di domani punto, e poi riproponiamo il confronto. Bisignani già ci dice che non sa niente delle condizioni, non sa a maggior ragione dove sono finiti questi soldi. La risposta la sappiamo già in questo momento. Vabbè, allora volete fare delle domande? Tanto posso una precisazione. Forse al dottor Bisignani non è stata rivolta la domanda, forse risolutiva. Insiste nel dire al dottor Bisignani che ha saputo da Gardini che erano danari suoi e perciò si è attivato. Va bene. La domanda più logica è successivamente, cioè in tempi successivi, anche quando era già iniziata la consegna di questi pacchi o quando era finita, adesso poi non importa, ha saputo da Sama che in realtà questi denari dovevano servire per risolvere certi rapporti finanziari col mondo politico, magari dopo? Sì, ne ha parlato di questo successivamente? Io quello che ho sempre saputo dal dottor Sama è che questa era una cosa molto importante per il gruppo Ferruzzi e che pertanto bisognava, e che pertanto se io la facevo era una cosa importante.
E poi vedere con gli occhi di oggi quello che è successo ieri... ci dica nel tempo, cerchi di fare in mente locale nel tempo. Finora siamo rimasti che è Gardini che le dà questo incarico e sa che è una cosa che interessa Gardini. La domanda è, innanzitutto lei ha sentito qui che Sama ci dite che lui era perfettamente al corrente di questo movimento, quindi lei quando ha saputo che Sama era al corrente e poi che tipo di movimento era? Io per tutto l'anno del 1991 questo non lo sapevo, poi sono avvenuti dei fatti talmente importanti all'interno della famiglia Ferruzzi che mi facevano addirittura di più convincere che quella necessità del dottor Gardini era motivata dal fatto che lui volesse lasciare l'Italia, al punto che si è addirittura diviso dalla famiglia. Allora, quando ha saputo che anche Sama era interessato a questo movimento? Nel corso poi del 92, voglio dire. Soltanto nel 92? Sì, certo. E quando ha saputo che si trattava di un movimento di denaro diretto al finanziamento... voglio dire, in tutto, o comunque, in parte, insomma, comunque certo, serviva anche a questo. Tra l'altro dobbiamo ancora stabilire. Poi questo col proseguo delle varie vicende all'interno della Montedison, certamente poi l'ho capito, in tempi recenti. Mi sono anche preoccupato, il motivo per il quale sono stato fuori tanto tempo era proprio perché poi mi sono reso conto di aver spinto lo IOR in una cosa che certamente non sapevo e che se avessi saputo non avrei mai fatto. Va bene. C'è forse un ultimo particolare da ricordare a tutti quanti, se questo può servire a rinfrescare la memoria. Il pagamento allo IOR Charity Fund non è un pagamento che interviene attraverso il cambio dei titoli presso lo IOR, ma è un'anticipazione che si effettua sulla base delle anticipazioni di Berlini. Adesso io non vorrei sbagliarmi di data, mi pare che sia un versamento dell'aprile, marzo-aprile. E quindi credo di non sbagliarmi se dico che è addirittura anticipato rispetto agli accrediti che poi lo IOR farà su questo o quell'altro conto. Se fosse così sarebbe addirittura o addirittura in corso, di un accordo preventivo. Certamente in corso di trasferimento, questo è sicuro, perché i trasferimenti dello IOR vanno avanti per tutto l'anno 1991. Allora, visto che è così, cioè che non è che lo IOR si accredita direttamente attraverso la Banca di Lugano, credo fra l'altro, allo IOR Charity Fund questi denari come provenienti dal cambio, ma c'è proprio una autonoma e separata d'azione per lo IOR Charity Fund. Non è che per caso quando lei ha discusso con il Monsignor De Bonis, questi gli ha detto va bene, ma certamente noi questa operazione la facciamo volentieri, se questo è il titolo, ma bisognerà fare qualche opera di carità, perché si usa dire così, insomma, non è che gli hanno accennato, anche se pure vagamente, senza dargli numeri di conto né niente, cioè come un'operazione bancaria ordinaria, insomma. Se ne è parlato? No. No, va bene. No, volevo sentire, scusi, Sama, cosa dice in relazione a questa affermazione di Bisignani che lui soltanto nel 92 sarebbe venuto a conoscenza del fatto che questo movimento interessava anche lei o comunque il gruppo, quando invece è un movimento del 90-91, quindi dell'anno prima almeno? Cosa vuoi che le dica? No, è una risposta sensata secondo lei oppure completamente fuori? Può anche non rispondere se vuole. È un amico. Io preferisco non rispondere. Vabbè, basta così. Voglio dire una cosa, però, sì. Perdoni, perché sennò... Lei quanto denaro ha ricevuto in CCT? Nel corso degli anni? Nel corso degli anni, non è che da tanto che sta con Ferruzzi, lei l'ha ricevuto, ha cominciato a riceverli quando? Quando ha cominciato a ricevere denaro? Nel 91. Quanti CCT ha ricevuto? Mi pare la prima volta un contravvalore di 300 milioni. Di? 300 milioni. Complessivamente nel 91 quando ne ha presi? No, nel 91 quando ho presi non lo so, complessivamente dovevo fare questa serie di operazioni immobiliari per circa 4 miliardi. Oh. Ora, 4 miliardi. Per portare 4 buste allo IOR non è un po' troppo se è solo questo lo scopo? Ma non era questo lo scopo. Ma scusi, lei la prima volta 300 milioni quando l'ha presi?
mi pare 350, quando ne ha nel preso? gennaio del 91. Allora, la prima volta sicuramente ha preso, d'accordo? Sì. Oh. In quel periodo lei non lavorava nemmeno con il gruppo. Però scusi, dottor Di Pietro. Cioè l'unica cosa che ha fatto in quel periodo, l'unica cosa che che può dimostrare di aver fatto in quel periodo, quando ha ricevuto i 350 milioni, era quello di aver fatto il portabuste. Assolutamente non è vero. E cos'altro ha fatto? Per esempio ho fatto risparmiare alla Ferruzzi 6 miliardi per il concerto di Pavarotti. Ce l'ha già parlato e questa già l'altra volta ci siamo incartati su questo punto qua. E le domande sono state ripetute, giustamente il pubblico ministero ha continuato a chiedere come mai e lui risponde in questo modo. Quindi, no, ma voglio dire, questo... c'è anche qui il dottor Sama che era il mio superiore che può dire perfettamente tutto quello che io ho fatto per la Ferruzzi e per il dottor Gardini. Vabbè, allora visto che chiama il dottor Sama, in questi 3 o 4 mesi lui ha ricevuto 4 miliardi e rotti. No, sono 3 anni. Non sono 4 mesi, sono 3 anni. Scusi, quando è stata assunta della Ferruzzi? Perché sennò poi adesso... No, nel infatti, 92. Sì, vabbè. 90. Comunque ci attacca il rapporto con Gardini perché a noi ci ha parlato. L'altro giorno possiamo prendere qui le sue risposte. In relazione a questo notevole importo che gli è stato dato, ha detto che lui ha tenuto dei rapporti particolari e tra di questi ha fatto avere un grosso vantaggio alla Ferruzzi per questo famoso concerto di Natale. Ma dai, ma voglio dire, adesso per il concerto di Pavarotti 4 miliardi. Vabbè, ma no, questa è una serie di... Ha un senso di rispetto, No, ma comunque, non intende di rispondere. No, facciamo quest'ultima domanda a Sama. Sì, ma infatti io continuo a pregare a raccomandare agli imputati di reato connesso, possono anche non rispondere a certe cose, però cerchiamo di fare questa semplice domanda. Lei a Bisignani a un certo momento sono stati dati questi 3 miliardi e mezzo in CCT. Secondo lei qual era la motivazione di questa somma notevole che è stata data a Bisignani? Ne era corrente, se sa a che cosa va attribuita? Perché il sospetto, come ha capito, della pubblica accusa è che qualcosa gli sia stato dato come compenso per questa attività di intermediazione. Io su questo punto ho già dichiarato che non ero informato di questo importo, ma che mi sembrava che per la professionalità, gli aiuti, i contributi che il dottor Bisignani ha dato al dottor Gardini prima e poi al sottoscritto nel periodo successivo, potesse essere benissimo nella disponibilità, ripeto, il dottor Gardini di dare queste somme al dottor Bisignani. Questo è quanto dichiarato. Su quello che mi sollecitava il dottor Bisignani prima, voglio dire che è certamente stato un validissimo collaboratore che ha... Lei non ha mandato Bisignani da Pomicino a portare delle buste contenendo denaro? Le sto dicendo, sì o no? Il dottor Bisignani mi ha chiamato in causa per, dare una risposta, se me lo consente. Perché adesso cerchiamo di salvare, mi rendo conto di salvagente, dottor Cusani, ma lei ha mandato o non ha mandato Bisignani? Lei ha mandato o non ha mandato Bisignani da Pomicino a portare 4 miliardi di roba? 5 miliardi e 3. Io mi chiamo Carlo Sama. Sì. Ha dato a Bisignani 3 buste in 3 occasioni diverse da portare a Pomicino con dentro del denaro? Questa è un'altra domanda alla quale ho risposto sì. E allora quel denaro era di provenienza Bonifaci, CCT che gli ha dato Cusani? È stata un'altra domanda. E ho detto sì. E allora adesso come fa a dire soltanto nel 92 forse Bisignano sapeva, se nel 91 gli ha dati questi 5 miliardi da portare? Ma io guardi che lei si è distratto, non ho mica detto questo, sa. E allora lo ribadisca che sta dicendo il falso Bisignani, anche se è suo amico. Basta così. Potete andare. Grazie. Allora, sì, vediamo se c'è Bonifaci. Dobbiamo sospendere dopo, alle 5 dobbiamo sospendere un momento.
Quindi adesso vediamo se c'è Bonifaci intanto. Ecco che c'è. Va bene, Bonifaci si accomodi pure qua. Dove va? Allora, plastica. Possiamo iniziare Bonifaci, perché poi alle 5 dobbiamo sospendere un momento, quindi... Sì, è della parte civile, mi sembra. Si accomodi. Suoniamo il campanello? Non si può. Gli avvocati uscenti escano pure. E quelli subentranti si mettono a posto. Ecco, bravo. Allora, scusate che, siccome abbiamo fatto tardi, cerchiamo di recuperare un po' i tempi morti. Allora, Bonifaci l'abbiamo già, abbiamo gli avvocati Grog e Biancolella. Senta, Bonifaci, noi abbiamo dovuto richiamarla perché l'abbiamo sentita per primo, quindi noi non sapevamo nulla di questa vicenda e in questo momento abbiamo dei dati che assolutamente non corrispondono a quelli che ci aveva riferito allora, quindi abbiamo bisogno di un po' di chiarimenti su questo movimento dei CCT. Sono a disposizione. Mi pare che il suo esame è stato sollecitato dalla parte civile, quindi cominciamo con le domande della parte civile. Grazie. Buonasera signor Bonifaci. Buonasera. Faccio una brevissima premessa che è questa. Noi abbiamo già sentito il rappresentante della Guardia di Finanza che ebbe a reinterrogarla recentemente, che ci ha già sinteticamente esposto il contenuto di quel suo interrogatorio, però evidentemente non possiamo utilizzare le dichiarazioni che ci ha riportato l'esponente della Guardia di Finanza, abbiamo necessità di sentire direttamente lei. Fatta questa breve premessa, la mia prima domanda è questa. Rispetto a quell'ammontare complessivo di circa 140 miliardi in CCT di cui lei ci ha già riferito nella scorsa udienza del 10 novembre, vi è un ulteriore ammontare che per le difficoltà di ricostruzione di questa operazione lei non ce ne aveva riferito alla precedente udienza, ma in forza del quale il totale non è più 140 miliardi ma una somma superiore a 140 miliardi? Sì. Di che somma si tratta? Si tratta di circa 150 miliardi. Circa 150 miliardi il totale, quindi quest'ulteriore somma dovrebbe essere di 14 miliardi e... lo ricorda con esattezza? Lei ha dei, sì, se ha dei, visto che si sta parlando di numeri, se ha qualcosa sotto mano meglio. Senta, la cifra dovrebbe essere arrivata a 148,820, perché c'è anche una parte in contante. 148,820. Quindi dovrebbero essere questi 14 miliardi e 620 milioni, quelli di cui ancora non aveva avuto modo di poterci totale, riferire. adesso più o meno dovrebbe Senta, essere... ha detto anche più una parte in contanti, questa quanto? Dunque abbiamo 145,620 più 3 miliardi e 2 in contanti. Ah, quindi... Però i 3 miliardi e 2 in contanti sono quelli di cui lei ci ha già riferito, giusto? Esatto. Quindi l'ulteriore somma di cui invece ancora non era stato possibile riferirci per le difficoltà di ricostruzione la volta scorsa dovrebbe essere 14 miliardi e 620 milioni, esatto? Penso di sì. Sempre in CCT? Sempre in titoli.
Lei questi titoli li ha acquistati presso quale banca? Mi sembra, penso sia nella banca commerciale. Lei ha con lei una copia della contabile da cui risulta l'acquisto? Non ce l'ho, però lei, se lei ha quindi possiamo forse, perché molta di questa roba le volevo dire, avvocato, che non siamo stati nemmeno noi, è stata la Guardia di Finanza a rintracciare questa cosa, che per noi era quasi impossibile, non avendo gli strumenti, non avendo i mezzi a disposizione, quindi la Guardia di Finanza è stata molto più semplice. La copia della contabile di acquisto dei CCT nella banca commerciale italiana, giusto? Penso di sì, penso che siano comunque qualche... Penso sì. No, lui dice, penso che ci sia qualcosa pure della Banca di Roma, non so se questo può avere... La banca commerciale. E noi le vediamo qua. L'acquisto. Posso vedere? Sì, io mi sembra di ricordare tutta la banca commerciale, però ripeto, se ce n'è qualcosa della Banca di Roma... Esatto. Esatto. Noi abbiamo solo Banco di Roma, però. Forse questo è ulteriore. Vediamo se c'è. Presidente, forse... Questi sono i 14.900. Sono vari acquisti di titoli, quelle sono contabili parziali. Sì, anche perché non è stato probabilmente si riferisce all'ultimo acquisto. No, questo documento è per 14 miliardi e 900, è del 22 maggio 91, quindi sarebbero stati acquistati soltanto a maggio questi? E questo è l'acquisto che comprende i 14 miliardi e 620 milioni di cui stiamo parlando, perché la differenza poi si spiegherebbe da quello che c'è già stato riferito a Guardia di Finanza, tra i 14 milioni e 900 e i 14 e 600. Sì, noi non lo sappiamo però. Sì, c'è stato riferito alla scorsa udienza. Adesso poi la differenza di questi? Sì, la differenza tra 14 e 900 e 14 e 600. Ci arrivo alla fine. Credo di aver compreso qual è la differenza. Va bene, allora vediamo. Possiamo acquisire allora questa contabile? L'interrogatorio, scusa. Sì, infatti, come allegata, magari ci fa avere una copia dopo se è allegata, se interessa. Sono acquistati, se ho capito bene, in data 22 maggio 91? La vuol vedere, avvocato? L'abbiamo già. Penso ci sia anche nel fascicolo di dibattimento, poi vi sbagliate. No, io non ce l'ho. Allora va bene. A meno che l'abbia dato l'ultimo... Allora ce l'ha data il cliente. È una cosa, guardi, è un interrogatorio del 7 gennaio 94, è difficile se lo faccio di Va bene, quindi, allora l'acquisiamo adesso. L'elenco dei titoli è lì. Sì. E anche la copia di acquisto per un totale di 14 miliardi e 900 milioni in CCT in data 22/5/91, ho compreso qua. Giusto? Sì. Aspetta. Adesso vediamo. Questi titoli lei li ha consegnati a qualcuno? Questi titoli su richiesta dell'ingegner Garofalo li ho consegnati al dottor Cusani. Ricorda in che data? Beh no. Però grosso modo dovrebbe essere fine maggio 91, inizio giugno. Anche perché sono state molti le cose, quindi orientativamente penso che sia così, come lei dice. Dico questo perché nel precedente suo interrogatorio lei ci aveva detto che normalmente come li acquistava immediatamente dopo li consegnava. E lo confermo. Immagino che siano stati consegnati tra fine maggio 91 e inizio giugno 91. Glielo confermo anche adesso, che a mano che questa roba la Dico perché appunto una domanda nostra di chiarimento era proprio questo, se lei aveva un dossier titoli dove accumulava questi e poi volta a volta li tirava fuori, no? Se avessi avuto un dossier sarei stato io all'altezza di ricostruire subito la cosa, quindi invece diciamo la verità, ha fatto tutto quanto la finanza, perché noi non avevamo gli strumenti per andare a vedere. Quindi risponde che immediatamente su richiesta di Garofano lei ha acquistato questi CCT e li ha subito dato a Cusani. Esatto.
Lei li ha acquistati con i suoi soldi, questi cecini? Questo tutti i soldi che io ho in questa transazione era tutto denaro denaro personale, niente a che vedere con le società. E poi li ha consegnati a mani del dottor Cusani nell'ambito dell'operazione immobiliare su Roma? Li ho consegnati a secondo le operazioni, come lei sono più di qualcuna, sempre su indicazioni che, come lei può immaginare, avvocato, non è che noi ci incontravamo per caso, non è che noi ci incontravamo alla Monte Edison per parlare del Milan, insomma, anzitutto ci incontravamo per questi contratti. Certo. Quando si definiva un contratto, in quell'occasione si stabiliva, anzitutto c'era tutta la torchiata finale dell'ingegnere Garofalo, che è merito suo quello di darne atto che sa sia comprare che vendere, e in quell'occasione mi diceva: per ciò che riguarda questo qui provvedi a dare tutto il denaro al dottor Cusani. Quello che volevo significare non è che c'era una forma di reticenza, perché lì si parlava stava parlando di soldi, non è che stavamo parlando di donne, quindi si parlava di un contratto. Mi spiego meglio su quello che le volevo domandare. Sono da aggiungersi, per intendersi, agli 80 miliardi? Beh sì, sono... Cioè noi avevamo per ciò che riguarda la cosa, mentre per ciò che riguarda i palazzi romani abbiamo fatto un po' di confusione, che era più di una trattativa. Per ciò che riguarda Montesidi è stato più facile, che era una sola, erano 60 miliardi e quindi è più semplice. No, volevo chiarificare questo problema di come avvenivano i contatti con l'ingegner Garofalo e col dottor Cusani. Sia io che la Monte Edison facciamo di mestiere i contratti di acquisto e di vendita, quindi ci si incontrava per comprare e per vendere. C'era dalla parte chi comprava e dalla parte chi vendeva. Perché da queste cose che mi rivedo alla televisione, Presidente, mi sembra che casualmente qualcuno passava davanti a Foro Bonaparte. Invece ci si incontrava per parlare e discutere di affari. No, ma lei questo ce l'aveva spiegato molto bene, no, però, credo, ci aveva anche spiegato che era comunque un'operazione inutilità per lei. Mi scusi avvocato se aggiungo qualche parola in più, per carità, lei no, così cortese e così gentile, ma io vorrei, poiché il responsabile di questa azienda sono io il numero uno, e penso a soprattutto gli aspetti tecnici e l'impostazione dell'affare, il responsabile sono io, quindi sono io la persona alla quale dovete fare questo tipo di domande, e quindi sono qui per risponderle, e quindi mi consenta di dire qualche cosa in più. Ecco, però io non ho capito la risposta alla domanda dell'avvocato, cioè stiamo parlando adesso di questi 14 miliardi e 900. L'avvocato... soltanto se ho dato i soldi al dottor Cusani. Sì, e questo sì, ma le chiedeva in relazione a quale fatto economico? Beh, non è che questa, lei sa, qui l'operazione, per ciò che riguarda, non a ripetere... No, perché, scusi, mi pare, anche per vedere se ho capito la domanda, l'avvocato le diceva, si ricorda quegli 80 miliardi di cui aveva parlato la volta scorsa, che si aggiungevano ai 60 di Montesiti. Ecco, la domanda era, questi 14,9 rientrano nei 60, rientrano nell'80 e sono qualcosa ancora di più? Rientrano negli 80, quindi rientrano negli 80, quindi praticamente Montesiti è fisso, me lo ricordo bene, ecco, 60. Ma vanno aggiunti a questi 80 o sono parte di questi 80? No, questa era la domanda forse, sì. No? Vanno aggiunti perché devono diventare 150. Ah, vanno aggiunti, benissimo. E noi abbiamo fermi 60 miliardi che le sono stati fatti trovare nella Sviluppo Linate, poi abbiamo gli 80 miliardi di cui lei ci aveva già riferito, ai quali 80 miliardi dobbiamo aggiungere questi 14 miliardi e 620 milioni di cui ci ha riferito oggi, esatto? Esatto. E quindi questi 14 miliardi e 620 milioni, per essere ancora più precisi, hanno esattamente la stessa causale degli 80 miliardi. Esatto. Vengono cedute le società ed il complexus a Simmont e le relative conseguenze. Oltre a queste vengono, nell'ambito di questa operazione, si consegnano gli 80 miliardi e adesso aggiungiamo questa cifra di 14 comunque, miliardi. Tenga presente le somme, visto che si parlava di somme, perché se è così come dice l'avvocato e facciamo delle piccole somme, noi abbiamo 80 più 14,6 fa 94,6. Poi ci mettiamo le 60 e sono già 154,6, più i 3 in contanti sono 158,6, quindi andiamo 10 milioni in più del 148 che adesso prima. Quindi ci sbagliamo, dobbiamo rivedere perché qui debbono diventare questi qua.
debbono diventare nominali, poi c'è qualche cosa, ma insomma quella cifra. Sì, ci sarà le Presidente, se volete io ho riflettuto su questo passaggio, forse posso chiarirlo in modo che non perdiamo tempo, e comincerei proprio dal Tazebao della Guardia di Finanza. No? Purtroppo ci sono due cifre che si incrociano. Il problema è che sono 2 volte 14 miliardi e 6 che vengono in conto. Allora la Finanza accerta che secondo le liste dell'ingegner Bonifaci sono stati dati 145 e 650, siamo a questo dato iniziale. Da questa somma qui viene accertato che 14 miliardi e 400 sono utilizzati direttamente o indirettamente dall'ingegner Bonifaci, e lo abbiamo in deposizione di Sano. Per altre... Per incombenze sue, sì. Diciamo. Ecco, e il di Sano ce ne viene a parlare in dibattimento. Poi viene fuori la lista aggiuntiva del Vaticano, che secondo i miei calcoli sono 15,7, ma è un altro problema. Comunque la Finanza dice che sono 14,6. Quindi le due cifre non spostano il totale, sempre della Guardia di Finanza, dei 145, qualcosa. È che questo è il problema, secondo me. Adesso io chiederei sul punto all'ingegner Bonifaci, cioè dalle prime liste che sono queste qui, di questo tipo, compilate dalla Guardia di Finanza, lei ha riconosciuto che 14 miliardi e 400 milioni, titoli per 14 miliardi e 4 non erano stati consegnati al dottor Cusani ma erano stati utilizzati da lei? No. Però scusi, Avvocato Plastina, andiamo un momento con ordine. Sì. In questo momento la parte civile voleva puntualizzare l'attenzione sull'acquisto di questi CCT, no? E sì, è venuto fuori problema. che c'è questo acquisto di Ma 14 erotti. il totale a me per la verità torna, perché Sì? noi fino a prima dell'udienza di oggi avevamo appreso che con riferimento al 90 l'ammontare complessivo di contanti e CCT era di 32 miliardi e 100 milioni. Nel 91 è di 105 miliardi. Se aggiungiamo i 14 miliardi e 620 questi calcoli di adesso, lei su che cosa le ha fatti? sulle precedenti dichiarazioni. Di Bonifaci? Ma dichiarazioni che abbiamo anche noi oppure magari No. altri... Dichiarazioni che avete anche voi. Perché noi abbiamo quello che ci ha detto l'altra volta più i 2 interrogatori che abbiamo acquisiti l'altra volta. Io questo dettaglio non l'ho presente in realtà. Fa parte degli accertamenti della Guardia di Finanza. No, io non li ho presi dagli accertamenti della Guardia di Finanza. Comunque lo ricostruiamo anche adesso. Io, Presidente... Ma tra l'altro, scusi, facciamo proprio... Sì. A me era apparso, leggendo i suoi interrogatori, che lei non avesse le idee molto chiare. Infatti me le hanno chiarificate alla Finanza. Ecco, e quindi praticamente nei suoi primi interrogatori, di fronte a certi elenchi che le mostrava la Finanza, sì, effettivamente è così. E allora ha cominciato a dire che erano 30, che poi siamo arrivati ai 90, e poi man mano andando avanti, secondo quanto si sviluppavano le indagini, si è poi aumentato. Ma se vuole le posso dire una cosa proprio di adesso, parlando di CCT. La Guardia di Finanza ha dei contatti con l'ufficio, quindi chiaramente che c'è una partita ancora in giro di CCT che pensano che faccia capo a noi, cosa che noi ci sembra proprio di scongiurare, non riusciamo a trovare... A voi come gruppo Bonifaci? Come gruppo Perché a noi poi del gruppo Bonifaci interessa l'affare Enimont, quindi è ma ancora voglio più dire, ristretto. per dire quanto è complesso questa ricostruzione di questi certificati, perché ripeto, non avendo una contabilità, essendosi inseriti nell'ambito della mia struttura, come lei sa io ho tirato anche per altri, avevo speso questi CCT anche per attività mie personali. E adesso le stavo dicendo una cosa che non serve a niente a questo incontro, però voglio dire, c'è una partita di CCT che qui a Milano stanno cercando ci hanno interpellato, stanno in contatto con i miei collaboratori per cercare di semplificare il lavoro. Noi non ci sembra che sia roba nostra, spero proprio, penso che al 99% non c'entriamo, quindi per dirle la complicazione di queste cose. Questa cifra non siamo stati tanto noi bravi a tirarla fuori, che non l'avremmo mai tirata fuori perché non avevamo i mezzi. La Finanza è andata in banca, è andata alla Banca d'Italia, è riuscita a fare delle cose che per noi era pressappoco impossibile. E quindi questo Ma in tutto questo giro che lei aveva di CCT, come ha fatto poi insieme alla Finanza a individuare quali di questi CCT riguardavano
questo contratto con Montedison e quali no? Insomma. Beh, noi all'incirca avevamo delle cifre che pensavamo che erano più o meno quelle, se non che poi è venuto fuori che mi sono sbagliato, tant'è vero che avevo dato dei CTC a qualche politico, avevo fatto qualche cosa l'avevo cambiato anche per me e quindi a mano abbiamo dovuto scegliere, abbiamo riconosciuto, poi ci sono stati tutti quanti quelli che sono andati a finire allo IOR e lì è stato più facile. Quindi quelli erano sicuri che erano stati per l'Enimont, insomma, per questa... E forse per le date, perché non è che nelle stesse date lei aveva tante altre attività e quindi... Perché questo è un movimento che va da dicembre, abbiamo visto, fino a maggio, no? Quindi sono 5 mesi, 6 mesi. Io sono stato chiamato anche come posso dire, sono stato chiamato anche dal giudice Colombo, mi ha detto, perché noi avevamo detto che certi titoli erano i nostri, dopodiché in realtà non erano miei perché l'aveva incassato un'altra persona che io non conoscevo, non voglio fare nomi, quindi non era roba mia, insomma, quindi è stato facile. Sì, così. È stato facile vedendo l'ultimo beneficiario. Gran parte è strano che lei non avesse una contabilità iniziale, perché com'è possibile che lei beneficia una serie di persone e non sa poi cosa ha dato uno e cosa ha dato l'altro? No, non c'era una contabilità. Perché non l'avrei dovuta tirare fuori, Presidente, se ce l'avevo? Per quale motivo? Ho messo in mezzo tanta di quella gente che ne avrei fatto tranquillamente a meno. Però io credo che semmai, forse anche abusando della cortesia del signor Bonifazi, sia ricostruibile così come l'ho ricostruito io e sia possibile adesso ricostruirlo. Vediamo come l'ha ricostruito la parte civile e sentiamo se ha delle osservazioni da fare. Nell'anno 90 e precisamente l'11 e il 12 novembre lei dovrebbe aver versato complessivamente 32 miliardi e 100 milioni, di cui 3 miliardi e 200 milioni in contanti e 28 miliardi e 900 milioni in CCT. Nell'anno 91, dal 15 marzo al 5 giugno, e questi periodi poi risultano anche dalle trascrizioni dell'udienza scorsa, alla fine delle trascrizioni in risposta alle domande dell'avvocato Spazzali, lei dovrebbe aver consegnato, lo ripeto, nell'anno 91 dal 15/3 al 5/6 45 miliardi e 500 milioni ed in data 15/1 i 60 miliardi. Per cui noi dovremmo avere, quanto al 90, un totale di 32 miliardi e 100 milioni. Quanto al 91, 106. Un totale di 105 miliardi. Siccome è anche abbastanza semplice poterlo ricostruire, anche per avere certezza, se si potesse avere eventualmente ad integrazione di questa udienza un riepilogo anche direttamente da parte sua, se non è in grado di confermarcelo già adesso a memoria. Quindi lei direbbe 137.600 in questo periodo qua. Il totale, sì. E così non torna. Se aggiungiamo i 14 andiamo oltre. Se aggiungiamo i 14 andiamo sui 150. Dunque 14 e 9. Ma chiedo scusa, lei ha avuto contatti, ha detto, con la finanza, che differenza ha avuto? Perché la finanza ha un ruolo importante in questa ricostruzione, non capisco qual è la cosa, ha detto che era tutto regolare, lo chiedeva soltanto per una formalizzazione, per una formalità. Per noi la finanza sono stati loro, va riconosciuto. Ma questo la parte civile è ricostruita sulla base delle dichiarazioni che si sono Sì, ma adesso tra queste che si sono svolte qui, forse anche sulla base degli allegati degli interrogatori resi in istruttoria dal signor Bonifazi, per cui anche per lui dovrebbe essere semplice poter ricostruire con esattezza. Voglio significare poter ricostruire l'ammontare complessivo esatto dei 140 miliardi di cui avevamo avuto notizia finora, ai quali aggiungere i 14 miliardi e 620 milioni per un totale circa di 150 miliardi.
però con precisione. Questo è la ricostruzione della parte C. Adesso sentiamo la ricostruzione della difesa e poi lei dirà andate alla finanza, chiameremo la finanza a questo punto. Però volevo terminare. Sì. Dunque, lei ci ha detto di avere acquistato in data 22, vedo qua 5, titoli per un totale complessivo di 14 miliardi e 900 milioni. La differenza tra i 14 miliardi e 900 milioni e i 14 miliardi e 620 milioni di cui ci ha riferito oggi, ed è di 280 milioni, dovrebbe essere quella differenza di cui ci è già stato riferito dalla esponente della Guardia di Finanza che abbiamo sentito, che lei ha trattenuto per sé, utilizzato per sue spese personali, è esatto? Può darsi. Può darsi, si ricorda o non esclude oppure lo sa? Non posso ricordare perché la ricostruzione di questi titoli... No, in questo momento le si chiede se di questo, e questa è una cosa più semplice, cioè se di questo blocco dei CCT di 14.600 lei ha trattenuto circa 300 milioni per spese sue. Può essere, non capisco perché no. Va bene. È esattamente quello che ci ha riferito il brigadiere Alfano, ovvero che c'erano 280 milioni che lei aveva dichiarato appunto alla Guardia di Finanza di avere trattenuto. Va bene. Su questa. Io ho finito. Ha finito. Allora, l'avvocato Plastina, se ci dice i suoi conti, poi... Sì, volentieri, Presidente. Dunque, io penso che, siccome di conti si tratta, se facciamo come la parte civile, che ci basiamo sulle dichiarazioni, abbiamo dei grossi problemi poi in tema di conti. Quindi niente dichiarazioni sui documenti, però mi pare strano che oggi l'ingegner Bonifaci non ricordi che dai titoli in un primo tempo denunciati, poi lui abbia sottratto 14 miliardi e 400 milioni. Allora, per rinfrescargli la memoria, io gli farei vedere dei riepiloghi riassuntivi che ha fatto la Guardia di Finanza, devo ritenere sulle contabili, c'è il numero di titolo, utilizzatore, taglio e cambio, per cui dal sarebbero nome quei titoli che sono che voi stati... avete nell'udienza 1° dicembre. Sì, quelli che sono stati depennati. Esatto. Ma mi può rifare la domanda? Sì, adesso le fa vedere questo che è un tabulato che probabilmente lei ha visto e aveva fatto la Guardia di Finanza, dove c'è un elenco di tutti i titoli che lei ha segnalato alla Guardia di Finanza. Alcuni di questi sono depennati, le si chiede se riguardano altre sue attività. Adesso quelli depennati dall'elenco generale, Presidente, la Guardia di Finanza ha fatto un'altra cartellina, l'ha girato, e quindi ha ricondotto all'ingegner Bonifaci una parte di titoli, che adesso ti mostro. Li gira, a seconda dell'utilizzatore. Voi ce l'avete, lo produce il brigadiere Di Sano. Ecco, questa persona qui è quella che ha utilizzato i titoli e così può andare avanti. Questo è il pericolo rettile, non ce l'abbiamo. E questi sono già... Ma qual è la domanda, avvocato? Chiedo scusa. Questo è Palmerini, questa è una persona che io gli ho comprato un terreno. Ecco. La finanza, chiedo scusa, avvocato, ecco un esempio che sì. Non volevo fare nomi. Noi avevamo comprato un'area e quindi praticamente la differenza l'avevamo pagata in nero, quindi cose che purtroppo avvenivano e vengono facilmente. Sì, quindi è come dice l'avvocato, alcuni di questi CCT sono stati utilizzati da lei per altre operazioni. Comunque, i 100, questa lista che abbiamo, che praticamente insieme alla finanza è stata ricostruita, questi sono stati estrapolati. Ah, quindi sono già... Allora, questi 14 rotti erano già estrapolati dalla lista? Questo dice... Come già estrapolati? Scusi, se sono già estrapolati, allora dobbiamo aggiungere a 145 e qualcosa, quelli ultimi della lista vaticana, quindi raggiungiamo i 160. Cioè, questo già al di là delle dichiarazioni lo sappiamo per certo. Cioè da quello schema lì sì. Risultano, i 14 risultano esatto. andati da un'altra parte. Va bene. Quindi era questa coincidenza di somme 14,4, 14,6 che poi non capivamo più come mai i conti tornavano sempre a un certo modo. Quindi vabbè, scadenza dei titoli non dice niente.
perché se l'avesse utilizzato poi l'ingegnere Bonifaci vedo che oggi non ci capiamo, almeno come al solito. E quindi su queste tracce della Guardia di Finanza noi abbiamo creduto di poter inserire nella lista che ci appartiene anche quella aggiuntiva dello IOR, no? Perché da 145 togliendo gli stessi importi si arriva. Quindi è sicuro, perché l'ha dichiarato tra l'altro già la Guardia di Finanza, lei ingegnere Bonifaci, che dalla prima lista che avevate dato o che la Finanza aveva ricostruito vanno depennati 14 miliardi e 400 milioni. No, non mi risulta questa sua... D'accordo, allora cambiamo argomento. Questa sua... Ancora in quella stessa lista ci sono titoli per 5 miliardi che destano delle perplessità. Noi abbiamo in mente una cifra complessiva di cui poi dichiareremo, sì. Però su alcuni titoli, dico subito, per circa 5 miliardi ci sono delle perplessità. Non è che cambi molto la somma complessiva. Quali sarebbero questi titoli 5 miliardi? Io ce li ho segnati con un vediamo certo... se si ricorda. No, ma il titolo non dice niente, perché dice il numero, non c'è l'utilizzatore perché non è stato accertato. Allora. E sul punto io non avrei altro. Presidente, ma secondo la difesa quanti sarebbero i titoli azionati per questa vicenda da Bonifaci? Ha un'idea? Sì, certamente. Vuole dircela o no? Sì, Presidente. Così vediamo la differenza tra... Io ho verificato che il dato base 131 e 100 della Guardia di Finanza è esatto. A questo aggiungo direttamente quelli dell'elenco Vaticano. E quindi diventerebbero 131 e 14,6, 145,6.6. Poi c'è un altro problema, qui parliamo, sì, parlo di titolo. 145,6 allora è esatto. Sì, lo so che è esatto. No, ma sì, eravamo arrivati a qualcosa di più. Comunque, se io avevo fatto qui un elenco, adesso vabbè, questo è questione di discussione, comunque guardando i beneficiari, noi calcolando lo IOR più la lista aggiuntiva dello IOR, quelli di Comitalia e gli altri, abbiamo proprio 145,700. A questo però bisogna aggiungere i 3 miliardi in contanti e poi qui si è parlato che un residuo è avanzato per l'elezione del 92, quindi qualcosina di più dovrebbe essere. Comunque, vabbè, questo è un ragionamento... No, Presidente, ma anch'io arrivavo a questo totale, poi l'ho rifatto con questi dati, cambio IOR 92.975, Comitalia 16.605, sì. Percettori accertati, ripeto, io non mi baso sulle dichiarazioni, mi baso sugli accertamenti. Sull'accertamento, sì, d'accordo. 20 miliardi e 7, perché sennò non ci troviamo più. Il totale diventa 130.350. E lo IOR 2, scusi? Dove l'ha messo? No, lo IOR 2, infatti sono a 130.350, cui poi va aggiunto quello aggiuntivo dello IOR. Sì, ma se lei fa questi due dello IOR, Comitalia ha detto 16.675. Scusi, in un primo tempo lei lo sa benissimo, eravamo incerti noi della difesa sulla lista aggiuntiva dello IOR, quindi io avevo fatto il calcolo con questo sistema, poi ai 130 ho aggiunto questi dello IOR, e infatti il totale poi torna nuovamente. Quindi coincidiamo. Allora, soltanto io non ho capito nulla, quindi me lo fate spiegare qualcosa pure a me. 21 e 2. C'è poca differenza. Perché se no poi non ce l'abbiamo più Bonifaci, quindi vorrei capire qualcosa anch'io. Sì. Adesso Bonifaci ricorda esattamente quanti soldi totali ha dato? Ma io penso che nella ricostruzione che ho fatto questi 150 miliardi... Allora, 150 miliardi, tutti in CCT? No, c'è anche qualche cosa in... Quanti in CCT e quanti in contanti? Ripeto, io su questa lista la confermo perché è frutto... Quella lista quando dà? Ci ha detto 148, 820 in tutto, lavoro, no? Non escludo 148,8 in CCT. No, io ho segnato 148, 820 di cui 3 in contanti, però ci ripete esattamente così non... Grazie. Qui c'è 145,620 in CCT, 3 miliardi e 2 in contanti. E io non escludo che in tutte le cose che la difesa, l'avvocato Plastina dice ci fosse qualche cosa, ma ripeto, io in questo momento lo devo escludere. Quello che posso confermare è che io penso che comunque l'ammontare, perché
inutile nascondersi, la ricostruzione, attenzione bene Presidente, è stato fatto un miracolo per trovare questa roba, è stata una cosa elaborata e le ripeto, ancora si sta lavorando per un'altra partita di titoli che noi pensiamo di essere al di fuori in questo momento, che pure, però come ripeto sembra che questi titoli solo a Roma si vendessero, quindi stiamo cercando di collaborare. Io sui 150. Sì, ma abbiamo capito, lei non aveva tenuto dei conti e solo sulla base degli accertamenti a Guardia di Finanza, andando al destinatario e poi ragionando su questo destinatario, si è arrivati a questa esatto. E avevo anche in mente una certa cifra che poi sinceramente... Perché la cifra che aveva in mente era inferiore. Sì, che... anche perché, no, voglio dire, la cifra più o meno era questa, ma insomma ero un po' preoccupato di dire delle cifre per poter creare dei problemi a me, anche al dottor Cusani, a chiunque, insomma, quindi c'è stata... No, perché nel primo interrogatorio erano 90 soltanto. E vede, la prima interrogatorio, poiché il dottor Di Pietri ci ha chiamato dalla mattina alla sera, quindi voglio dire... non c'è nel senso, volevo dire questo. Sono quasi andato con l'ambulanza, Presidente, quindi... attenzione, chiedo scusa, che poi io già in quell'interrogatorio ho cercato di dire al dottor Di Pietro che cercavo di vedere meglio e dopo siamo subito arrivati più o meno a questa cifra, insomma, spontaneamente. Voglio dire questo, quindi 155 miliardi circa in CCT, 3 e 2 in contanti, sia l'uno che gli altri, anche i contanti ha dato a Cusani. Io solo con Cusani ho tratto, il denaro l'ho dato tutto. Ecco, il periodo in cui l'ha dato i contanti a Cusani se lo ricorda? Lo so che rispondo, ma aiutatemi a ricordare. L'ho già detto, ma non mi ricordo, dottor Di Pietro. Durante comunque, non prima o dopo, durante... ma sa, qui l'operazione è durata tutta quanto, 6 mesi, 7 mesi. Quindi... Nella prima metà del 91. Esatto. Fine 90... Ok. 11 novembre 90. Sì. Sì, l'abbiamo anche noi. 11 novembre 90 che cosa? Il primo... 11 novembre 90, da dove esce fuori? Io non so dove esce fuori. Sì, ma nell'interrogatorio abbiamo sempre parlato di... Così, insomma, le date non c'erano. Perché... Sì, novembre 90, insomma. Sì, novembre 90. 145. Novembre 90 dovrebbe essere subito i contanti 3-2, se ho ben capito, giusto? E poi man mano il 145 in... Questo è che lui ha consegnato. Sì. Non ci sono altre domande? Allora no, vediamo se noi... per vedere poi nella somma cosa manca per andarla a cercare. Sì. Senta, ma lei appunto ha detto che questi CCT le dava in blocchi ogni tanto, ma cosa succedeva? Man mano che li compravo, perché ma poi... era Cusani che sollecitava questi versamenti oppure lei che spontaneamente metteva a disposizione? Come... No, avveniva in un modo molto semplice. Noi facevamo, come lei sa, ci sono 4-5 trattative, quindi ne possiamo prendere una che poi, come lei può immaginare, le trattative sono sempre le stesse. Ognuno tira la coperta verso di sé, se no alla fine... Quando si era raggiunto un prezzo, quindi praticamente veniva stabilito questo corrispettivo in nero che l'ingegnere Carofalo mi diceva di versare nelle mani di Cusani. Insomma, non è che ci si vergognava di parlare di questo, torno a ripetere, sembra che faceva parte di questo rapporto commerciale. Sì, voglio dire, no. Diceva tanto in nero e tanto... dalla mattina alla sera, dalla Montedi se ne fanno al minuto forse 4, quindi voglio dire... Sì, comunque era all'esito di questi incontri che si diceva lei mi metta a disposizione tot e allora lei si affrettava a acquistare questi titoli e li dovevo dare 10 miliardi, quindi a mano che li compravo. E che quindi lei li dava a Cusani su indicazione di Garofalo, diceva. Su indicazione di Garofalo. Questo volevamo una conferma. Tutte le trattative sono state concluse chiaramente da me e dall'ingegnere. Su tanto sul suo conto, sui suoi altri rapporti le abbiamo già chiesto, ma io in realtà non avrei più. Vogliamo ci ritiriamo un momento per vedere se c'è qualche altra precisazione da fare. È contabile. Sì. Da qui esce fuori come fa un... È arrivato il Presidente? Non si è sentito, ma eravate troppo impegnati a fare i conti lì.
Di Pietro giustamente vuole lo specchietto, è abbastanza complesso, poi non è una cosa... Lo so. Possiamo fare alcune domande? Senta, allora, lei ha detto che appunto lei è l'imprenditore, lei sa tutto, lei ha concordato con Montedison i soprattutto termini... gli aspetti tecnici sono io il responsabile. E finanziari, economici certo, anche, certo. Benissimo. Allora, lei sa che il contratto con Montedison, con Sviluppo Linate, il contratto iniziale era del giugno, no? Questo contratto del giugno, che si era concluso, è un contratto nel quale il dottor Cusani era intervenuto. Come? Cusani ha fatto la parte del mediatore in questo caso. Quindi era già il consulente di Montedison per questo contratto. Quando si è concluso questo contratto... che è andato a lungo molto, perché voglio dire, sai, i contratti non è che parcono certo. e si concludono, sono mesi e mesi. Ma allora, diciamo, a giugno si era già raggiunto un accordo su una possibile in nero di questo contratto? Beh, qui se mi consente vorrei dire un pochettino, vorrei spendere qualche parola in più. Come lei sa, qui c'era stato prima tra il gruppo Bonifacio e la Montedison la possibilità di fare una società al 50%. Sì, parli nel microfono. Noi avevamo già fatto prima di giugno, diciamo un anno prima, avevamo fatto una società, avevamo fatto una forma di società che io praticamente mi impegnavo sulla base di 300-320 miliardi del valore di questo terreno, mi impegnavo a pagarne una metà in cambio di fabbricati che avrei costruito per loro, quindi avrei avuto il mio profitto. Sì. Questo lo sapete? Sì, stiamo parlando di giugno 90. Dopo questo, praticamente, andando avanti, che avevamo portato avanti tutte le operazioni con Roma, e mi disse Sergio, dice probabilmente... Sì, ma lei sta già andando avanti, cioè noi ci eravamo fermati a giugno del 90, cioè a giugno del 90 voi avevate concluso un contratto con lo Sviluppo Linate in base al quale voi appunto 50-50 e facevate poi questa permuta di... nel frattempo c'erano in ballo altre trattative per questi immobili di Roma? No, ancora no. Ancora no. Quando allora sono cominciate le trattative per gli immobili di Roma? Beh, le immobili sono cominciate un paio di mesi prima dalla data dei contratti, più o meno. Quindi solo dopo le vacanze? Sì, sì. A settembre. Allora, scusi, torniamo per finire la prima domanda. Quando avete concluso quel contratto iniziale, già si erano stabiliti le modalità di pagamento ed eventualmente erano state stabilite delle modalità di pagamento in nero? Cioè già la Montedison le aveva fatto presente che aveva necessità di avere disponibilità? No, nel modo più assoluto. No. Quando sono iniziate stiamo parlando delle trattative romane, se ho ben capito. No, quelle del giugno. Sviluppo Linate? No, quelle no. Allora, fino lì nulla. E allora passiamo dopo le ferie e iniziano le trattative per il gruppo romano. Ecco, come si sono svolte queste trattative? Anche lì sempre Cusani come consulente? Sempre il dottor Cusani, dice dovrei reperire dei palazzi per il gruppo Montedison, ho già dei contatti con altre persone, vedi un po' se tu hai qualche cosa da offrirci, se ci fai delle buone condizioni, e quindi voglio dire frasi di circostanza che poi sono così, insomma. E quindi abbiamo cominciato, il tutto è durato un paio di mesi, c'era sempre qualcuno che gli offriva della roba meglio di quella mia, come lei può immaginare, si era arrivati ad un prezzo, mi diceva che eravamo un po' troppo alti, visto che è una trattativa grande. E diciamo che questa trattativa si è conclusa nel novembre, per la Plexus cos'è? 26-28 novembre. Ecco, in queste trattative che si sono concluse in queste date, quando le è stato rappresentato la necessità di Montedison di fare uscire del nero? Erano già chiuse praticamente, era già stabilito tutto, cioè a questo punto bisogna che se vuoi fare l'operazione ci devi far rientrare dei neri che noi abbiamo bisogno. Quindi diciamo che nelle vicinanze di questo contratto, non è nell'ottobre per esempio, un mese prima? No, ma quando avevamo già stabilito un po' tutto, tutti i prezzi, tutte le cose. Torno a ripetere, insomma, sono trattative lunghe. Sì.
Quindi diciamo che anche questo contratto con la Simont, con Plexus eccetera, che si è concluso nel novembre del 90, fino a quel momento lì non si era previsto una parte in nero, comunque la Montese non aveva fatto presente. No, io ho sentito qua che loro avevano questa necessità, ma devo dire che il dottor... Ma quando l'ha saputo lei? Quando Cusani gliel'ha comunicato? Quando avevamo stabilito, dopo lunghe trattative, che praticamente si partiva da 10 e si arrivava a 7, dopo c'è stato già qualche incontro con l'ingegner Garofalo, che per gli ingegneri i prezzi erano alti, quindi bisognava un po' rivederli, metterli a punto, e dopodiché alla fine è venuto fuori che c'era questa cosa. Diciamo alla fine del novembre allora? No, alla fine della trattativa. E quando la situa? La trattativa, qui sono ufficialmente, diciamo, dal momento che si definisce, si portano gli atti dal notaio, compagnia bella, diciamo 20 giorni prima, un mese prima, 20 giorni prima. Io volevo sapere se lei voleva sapere quando mi avevano fatto la richiesta del nero. Esatto, è questo che volevo in fase di conclusione della trattativa. Sì, però siccome le date lì sono piuttosto interessanti, se lei poteva essere più preciso... mi sembra di essere, a risolvere certi problemi. Io ce l'ho bene in mente, forse non riesco a spiegarlo, ma ripeto, nella trattativa che dura un mese e mezzo. Sì, ha detto dopo le ferie e si conclude, esatto. Abbiamo visto il 26 di novembre. Diciamo che abbiamo no? Sì, quindi voi siete andati dal notaio il 26 novembre, è così? Adesso io qui non ho gli atti, ma... Esatto. Quindi in quella... certamente prima di andare dal notaio. Praticamente, lo so, l'ingegner Garofalo c'è... Ma un mese prima o 5 giorni prima? Una settimana prima. Una settimana? Prima. Esclude un mese prima? No, il tempo tecnico per parlarne, poi Presidente, si è tra imprenditori, non è che ci si crea scrupoli per parlare Tra imprenditori di un certo livello, 6 miliardi, forse anche in pochi giorni vengono fuori. Loro avevano capito che a noi interessava sapere le date e lei ci dice questo, quindi diciamo dopo la metà di novembre... Non andrei a periodo di mesi, andrei quando si chiudeva la trattativa, che si era raggiunto più o meno l'accordo, che loro mi facevano la richiesta che in quell'accordo ci doveva rientrare, quindi la trattativa non era ancora finita. Sì, nel giro di pochi giorni. Praticamente a trattativa finita c'era da ricominciare a trattare, perché io a spese mie avrei dovuto provvedere a tirare fuori questa... spese sue, questo spese mie, perché praticamente l'affare era tale, l'ho detto e lo ripeto, che per me era importante, quindi una trattativa per contanti, quindi mi sono... Questa è la trattativa romana, no? Quindi già la trattativa romana di per sé sola per lei era talmente interessante da permetterle di fare delle uscite personali in nero. Che attenzione bene, che se va a sintetizzare un 7-8%, poi voglio dire, quindi lei avrà sentito in questi processi che insomma più o meno non è che era una cifra folle. Allora, saputo in questo periodo che c'era bisogno da parte sua di fare questo esborso in nero, lei ha cominciato a acquistare i primi CCT, abbiamo visto in fine novembre, primi di dicembre, e quindi ha cominciato. Ecco, l'altra volta ci aveva dato anche delle date, mi pare, e la domanda che le facevo io prima, li ha dati a blocchi questi CCT in relazione alla conclusione di certi contratti, no? Cos'è che aveva detto l'altra volta? Il 12 dicembre 90 avrebbe fatto un primo acquisto in relazione alla Plexus? Sì, di CCT. Sì, ma in relazione a che cosa? Ma più che in relazione alla trattativa, chiaramente non è che io potevo pagare, può darsi che le trattative fino a che non si firmano, Presidente, sono sempre chiacchiere, lei sa, negli affari fino a che non si firma. Quindi dopo che le trattative si concludevano... Ho capito. Cioè l'altra volta lei, cercando di fare un po', di rispondere alle nostre domande che richiedevano una certa concretezza, aveva detto che 40 miliardi li aveva data per la transazione Plexus e 40 per la CIE. Lei conferma queste sue indicazioni oppure ripensandoci vuole precisarla meglio? No, io confermo, più o meno sono stati questi i gruppi delle trattative. Io
Quando avevo finito, quando avevo fatto gli atti, chiaramente, anche perché nemmeno loro avrebbero voluto i soldi se non avessimo, io con del denaro mio, delle mie casse, provvedevo ad acquistare questo denaro. Però abbiamo visto oggi che parte dei CCT sono stati dati a maggio dell'anno successivo, quindi lei aveva concordato con Cusani che questo nero venisse dato a rate, non immediatamente nell'immediatezza della transazione. Vorrei capire meglio la domanda. No, non c'era questo. L'unico problema era l'aspetto pratico e anche per comprarli, questi CT, per reperirli. Cioè quello che vogliamo capire noi è questo. Abbiamo questi contratti. Abbiamo un contratto a giugno per metà Montesiti, diciamo, e abbiamo detto quello è pulito, non niente. Poi abbiamo i contratti di Roma, sono 3, però uno è doppio, e quindi diciamo sono 2. Per questo lei ci ha detto allora avevamo concluso per un nero sugli 80 miliardi 40 e 40. Adesso quindi, diciamo che potrebbe essere 45-45. Ecco, perché appunto stavo dicendo, adesso sono diventati di più, certo. Quindi avreste fatto 45-45. E questi 45-45 li ha acquistati tutti nel 90, cioè quando si sono concluse queste trattative, oppure è andato più in là nel 91? No, non c'era motivo, no? Vorrei essere io ce l'ho tanto bene in mente. Dopo che avevo fatto gli atti della proprietà, era una fase. Sì. Dopodiché io, in base alle disponibilità che avevo, che era roba che dovevo fare, mi dovevo può darsi che non li avesse subito disponibili, invece lei ce li aveva e allora dice li andate a acquistare e versati subito a Cusani tutti in quell'epoca lì, va bene? Acquistavo a mano. Allora andiamo avanti, passiamo invece a marzo del 91. Non so se sono stato chiaro, perché poi risentendo questi processi vedo che uno dice delle cose che sono diverse da quelle che... Qual era la cosa che lei chiedo scusa? Io voglio sapere questo, noi non abbiamo molto chiaro la data di acquisto di questi CCT. Ma non c'è una data. Lei dice li acquisto e li do a Cusani. Allora sto chiedendo, per farmi un'idea, il riferimento a un contratto, visto che lei dice non è un nero che io davo così, io lo davo con riferimento a un contratto. Nemmeno loro avrebbero voluto del denaro se non c'era un... Benissimo, quindi il riferimento a un contratto. Abbiamo visto che i contratti sono fine novembre del 90. La domanda era, si ricorda se questi 80, che poi adesso sono diventati 90 miliardi, li ha recuperati e consegnati a Cusani tutti in quell'epoca, oppure No, tutti. Siamo andati anche al 91. Il 91 era dietro l'angolo, perché eravamo a Natale, l'ultima trattativa è stata fatta. Ma voi in 3 giorni fate tutto? No, per l'acquisto dei CCT, Presidente, la ringrazio, non era così semplice, bisognava reperirli sul mercato, e poi dovevo anche io vedere nelle mie tasche come poter... Ma questo mi sembra evidente, è quello che le sto dicendo, quindi per reperire questi CCT tra le sue tasche e le banche ci ha messo un mese, ci ha messo 3 mesi, 4 mesi, è arrivato fino a marzo. Ci abbiamo messi 6 o 7 mesi per chiudere le operazioni. È quello. Però tengo a ripetere, la domanda, non è che all'inizio siamo partiti con l'intenzione di fare tutte queste operazioni, a mano che se ne faceva una. Sì, ma adesso siamo arrivati a ottobre e avete fatto queste operazioni romane. Su queste romane lei ha detto dovevano uscire 90 di nero. Allora lei non le aveva subito lì e quindi li ha dati man mano negli anni, nei mesi. La domanda, Cusani sollecitava il versamento di questo nero? Non ricordo. Le ha fatto pressioni? Non ricordo, anche che io poi sapevo che dovevo darli, io pure appena che ero pronto glieli davo, insomma. No. Lo so, ma siccome lei poteva darli il giorno dopo, oppure dopo 4-5 mesi, come pare sia avvenuto? Sì. Non per tutto. L'ultimo acquisto di CCT, abbiamo visto che era l'abbiamo visto oggi, quando di maggio? 25 maggio. Però tenga presente che abbiamo fatto la stipula con Montesiti, era aprile, quindi un mese prima. Ma la stipula con Montesiti ci arriviamo dopo, perché lì i 60 miliardi di Montesiti li era fatti avere Montedison e quindi quelli lì glieli ha rigirati. Scusa Presidente, però nei 150 miliardi ci sono tutti nel riepilogo.
siamo perfettamente d'accordo, a meno che non siamo d'accordo su questo punto, allora facciamo un salto. Nel marzo raggiungete questo accordo globale, in questo accordo globale devono uscire per esigenze di Montedison 60 miliardi, no? Però questi 60 miliardi glieli dà Montedison, no? Non glieli ha messi a disposizione a Montedison? No, questi 60 miliardi noi abbiamo... Noi li era fatti avere nella sua società? Dentro la società, quando io ho rilevato la società, nella trattativa era previsto che dovevano trovarsi dentro la società un importo di 60 miliardi. Va bene. E quindi questa, se non che io ho pagato sempre poi con denaro mio. Ho capito. Quindi questi di fine maggio potrebbero essere dei CCT che si riferiscono a questa nuova... Quasi certamente. Non ci sa dire ancora quando è che ha finito di pagare i miliardi in nero di Roma. No, e qui è tutto chiaro, praticamente l'ultima... È tutto chiaro, ce lo chiarisca. In febbraio, marzo, prima che abbiate concluso il Monte City 2... Con l'ultima trancia dei CCT, Presidente, adesso mi fa una domanda tanto semplice che io purtroppo non posso... A me sembra semplice, ma non vedo una risposta semplice. Negli atti ci deve essere l'ultima trancia dei CCT quando è stata comprata. L'ultima? Non so. L'ultima che abbiamo visto è maggio, però questa lui lo riferisce alla seconda. Questi documenti qua, 1291 addirittura. Sì. No, questo è GCT. Questo è aprile, c'è un 23 aprile 91 per esempio. Sì, perché... Questi qui si riferiscono a Monte City 2 o Roma? Penso che sia Monte City. Sì, ho capito. Ma io quello che volevo sapere, mi sembrava una domanda semplice, se quando è fatto il contratto del marzo lei aveva già pagato tutto questo nero di Roma, certamente. Certamente. Allora, la domanda che invece avevo fatto era se Cusani insisteva per avere questi soldi, perché noi dalle nostre carte siamo venuti a sapere che a un certo momento Montedison ha dovuto chiedere un'anticipazione attraverso i suoi canali per pagare quello che doveva pagare e quindi Cusani aveva fretta di ricevere dei soldi. Pressioni non ne ha fatte, lei Presidente, dice? io non ricordo i fatti, è la cosa più bella, voglio dire, anche perché era anche una forma mia professionale di essere preciso e puntuale, quindi mano a mano che tecnicamente, io prima mi dovevo preoccupare perché con i miei commercialisti come tirare fuori sto denaro, non era cosa facile, tant'è vero poi per fortuna le cose sono state fatte bene, ma se Cusani mi avesse forzato non me lo ricordo. Non si ricorda. Comunque, se me l'avesse chiesto io l'avrei sicuramente... Mi pare di capire a titolo di conclusione che gli 80 o 90 o quello che sia miliardi del nero di Roma lei ritiene entro marzo del 91 di averli tutti consegnati a Cusani? Prima, addirittura il primo mese, gennaio, febbraio. Sì. Gennaio, febbraio. E questa è la conclusione che sta dicendo adesso. E invece quei 60 che escono dal contratto di marzo, successivamente, quindi aprile o come abbiamo visto maggio 91, è così? Sì. Questo dovrebbe essere grosso modo. Grosso modo, Presidente, certo, ma insomma... C'è qualcosa? E questa è la domanda prima. Beh, è stato innovato, era diverso. Senta, questo contratto di Monte City poi così, che era così interessante che per lei, per gli sviluppi che aveva, abbiamo saputo che adesso queste licenze sono arrivate a buon punto. Lei ha sempre mantenuto il contratto è tuttora in corso, tuttora valido? I contratti sono tutti validi e al quale io tengo moltissimo. Anzi, quindi lei è pronto per costruire? Se ciò non avvenisse mi dovrei avvalere della giustizia per far rispettare i contratti, non capisco. È pronto anche a restituire i 60 miliardi? No, i 60 miliardi non sono pronto a restituirli perché non penso di averli... I suoi legali avranno dei problemi su questo punto? Su questo io vorrei...
questo io poi volevo un attimo, obiettivamente su questa, ho sentito molto parlare di questi contratti, se c'è qualche cosa da chiarificare io sono a disposizione, Presidente, non so. Io avevo una domanda, Presidente, su questo punto, perché non voci stavolta ma parti processuali dicono